Buongiorno a tutti i telespettatori di Calcio Napoli 24 TV, un saluto da Vincenzo Credendino. Torna Calcio Napoli 24 Live, ben ritrovati. Saremo in vostra compagnia fino alle 14, come sempre sul 79 del digitale terrestre e su YouTube. Per quanto riguarda il segnale in streaming, lì potrete interagire con la nostra trasmissione attraverso la chat. A rispondere alle vostre domande ci sarà Riccardo Catapano. Buongiorno Ricchi. Buongiorno a tutti, buongiorno ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Io non lo volevo salutare, tu lo saluto io, faccio da pacere tra tutti e due, come cane e gatto siete, io in mezzo. Infatti sono proprio qua nel mezzo. Non è vero, sto scherzando. Salutiamo Bruno Galvan, salutiamo i nostri telespettatori, seguiteci come di consueto sul 79 del digitale terrestre, ma anche sulla nostra pagina ufficiale di YouTube, Calcio Napoli 24. Ragazzi, dovete mettere like. Ragazzi, siamo arrivati a 100.000 iscritti, Emanuele, non dico lo champagne perché va bene, però almeno farci arrivare un prosecchino, uno spumantino. Potevamo fare un piccolo brindisino. Ma dopo Emanuele chiama. Provvede? Direttore, provvede. Comunque siamo arrivati a 100.000 iscritti, quindi dobbiamo ringraziare ovviamente tutti quanti voi. Ci date fiducia su YouTube, ma continuate a farlo perché noi vogliamo crescere sempre di più insieme a voi, puntiamo al 1.000.000, quindi vogliamo arrivare a cifre esorbitanti e lo faremo grazie a voi, quindi seguiteci sul canale YouTube, mettete anche un like alla diretta, aggiornate le notifiche, perché quest'oggi nel corso di Calcio Napoli 24 Live iniziamo ad avvicinarci a Roma-Napoli, che sarà il posticipo dell'11ª giornata all'Olimpico. Diversi dubbi di formazione per Spalletti, tra poco parleremo anche del possibile recupero di Frank Anghissà, quello che ci arriva da Castelvolturno, con il Napoli che quest'oggi torna proprio ad allenarsi in quella del Konami Training Center. Attendiamo anche quello, quindi sarà il report del club azzurro per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti dopo 2 giorni di pausa concessi da mister Spalletti. Sono le domande assolutamente più ricorrenti in questi giorni e anche in queste ultime ore. Frank Zambo Anghissà potrà o non potrà partecipare alla trasferta in terra romana? Lo chiedi a me? Lo sto chiedendo a Riccardo Catapano. Lo sta chiedendo a me. Allora, andiamo per gradi. Sono arrivate anche stamattina, leggevo in rassegna stampa, mi sembra al Corriere, aperture alla possibilità di questo recupero lampo di Anghissà. Non metto ovviamente bocca su quello che dicono gli altri, vi dico ciò che risulta a me. In questo momento mi risulta che Anghissà con la Roma non ce la farà a giocare. Bisognerà valutare in questi giorni, il Napoli non vuole assolutamente forzare il suo recupero. Venerdì potrebbe essere una giornata chiave per quanto riguarda le condizioni di Anghissà. Da quello che ci arriva da Castelvolturno però in questo momento c'è un po' di pessimismo per il recupero di Anghissà, nonostante Spalletti spinga per averlo a disposizione, ma il Napoli non vuole rischiare assolutamente nulla. Ad oggi il recupero di Anghissà verosimilmente è previsto per la gara contro il Sassuolo, quindi quella successiva per la Roma, poi di mezzo ci sarà la Champions League. Se poi in questi giorni Anghissà dovesse dare delle risposte importanti dal punto di vista del recupero muscolare dalla lesione che ha avuto, allora si potrebbe pensare di portarlo in panchina. Però ad oggi poi ci sono ancora l'allenamento di oggi, di domani, di venerdì e la rifinitura di sabato, ad oggi poche le chance di vederlo in campo contro i giallorossi. Questo è ciò che mi arriva da Castelvolturno. Poi vediamo, ci auguriamo, poi anche la struttura fisica di Anghissà magari può consentire al camerunense un recupero lampo. Complicato però che possa esserci con la Roma, quantomeno complicato. Lo dico anche a beneficio, insomma, del nostro ufficio stampa, anche per aggiornare non solo chi segue Calcio Napoli 24 TV, ma anche calcionapoli24.it. Le ultime che ci arrivano in questo momento in attesa del report sono quelle, diciamo così, pessimiste rispetto al recupero di Frank Zambo Anghissà per la Roma. Credo, Riccardo, che tu facessi riferimento anche ad una sorta di atteggiamento, chiamiamolo così, prudente, sì, preventivo, un po' come fatto con Osimhen. Esatto, con tutti. Anche qualora il calciatore dovesse recuperare, è chiaro che con un Ndombele che sta recuperando, che sta arrivando sempre più ad una forma soddisfacente, con Diego Demme che al tempo stesso ha
insomma, lasciato trapelare di poter essere impiegato non soltanto in ruolo di vertice basso ma anche come mezzala, e evidentemente le necessità di avere Frank Zambo Anguissà vanno un attimino, e dico solo un attimino, assottigliandosi, perché l'abbiamo visto comunque che senza il camerunense il Napoli perde tanto tantissimo, non soltanto come economia di centrocampo ma proprio come economia di squadra. Mi è piaciuta molto una frase che abbiamo sentito proprio in questi giorni a CN24 Live. Di solito si parla di attaccante che fa reparto da solo o addirittura di difensore che fa reparto da solo, ma fare reparto da solo al centrocampo è praticamente impossibile, visto che c'è una zona di campo molto ampia da andare a coprire. E invece non ricordo chi, ripeto, non ricordo chi, però in questi giorni a CN24 Live qualcuno ci ha detto che è forse l'unico centrocampista ad oggi che in Italia fa reparto da solo. Ci metto anche Milinkovic io in questo anche per il discorso di fare reparto da solo? In questa elite, sì. Sì. Però Anguissà, sì, effettivamente in questo inizio di stagione è uno che sì, potrebbe essere considerato il fare reparto da solo. Io ti dico fare reparto da solo sempre tra virgolette, perché poi a fianco, avendo uno come Stanislav Lobotka, tutto ti è più semplice anche per determinati compiti magari di impostazione. Però ripeto, su Anguissà bisogna valutarlo in questi giorni. Venerdì sarà la giornata chiave. Ad oggi non mi arrivano grandi segnali di possibilità di recupero, quantomeno per essere titolare con la Roma. Il Napoli poi quest'anno, soprattutto sugli infortuni muscolari, l'abbiamo visto con Osimhen, l'abbiamo visto con altri, ci va veramente con estrema calma, non vuole rischiare poi ricadute. Andiamo al telefono rapidamente da Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Ciao maestro, come stai? Buongiorno ragazzi, vi difendo, stavo molto meglio una decina d'anni fa. D'altronde maestro, l'Italia ci ha vinto dei mondiali con il contropiede, quindi va bene insomma difendersi, l'importante poi è anche andare qualche volta all'attacco. A proposito di tattica, avevano la forza per fare il contropiede, io no. Ormai ci si difende solo, no? Antonio? È andato. Allora facciamo così, facciamo squadra, proviamo noi ogni tanto a fare qualche folata offensiva. Io e te? Sì, facciamo squadra allora, col maestro, no? Allora portiamoci lo 0-0 a casa, ragazzi, perché Dice, se ci affidiamo a me e a te per l'attacco Bravo. Vabbè, ci proviamo. In ogni caso Antonio ci proverà anche Luciano Spalletti a sfadare un tabù. Vado a memoria, nelle sfide tra il tecnico toscano e il portoghese ne è uscito quasi sempre con le ossa rotte l'attuale tecnico del Napoli. Cosa credi che abbia influito in questo score che vede al momento il toscano perdente? Ma sai, a volte anche il dettaglio, ci sono partite che sono state ricche di gol, mi pare che ci sia stato un 3-3 o un 4-4, non mi ricordo se... Una finale decisa ai rigori. Una finale decisa ai rigori, cioè, quando sei ai rigori ti viene calcolata una sconfitta, ma in realtà non hai perso, è un pareggio, l'hai perso dopo. E quindi vincere contro Mourinho non è mai facile, così come vincere contro Spalletti, tant'è vero che Mourinho si sta davanti, però non c'è stata questa, tranne una partita che mi pare finì in 4-0, non c'è stato così questo rendimento schiacciante. Secondo me è la partita tra una delle più grandi banalità, tra due grandi allenatori, diversi ovviamente, diversi anche nella loro grandezza, perché Mourinho piaccia o no il suo calcio, su questo poi ognuno può avere una propria tesi, un uomo di empatia straordinaria, un leader con una leadership che gli appartiene da sempre, secondo me per sempre, è un uomo che ti cambia gli umori, che ti cambia l'atmosfera dentro una città, e devo dire che Spalletti in questo ha varie analogie con lo Special One, perché anche lui poi dopo la narrazione è stata secondo me contorta, ma la Roma l'ha portata a grandi livelli, l'Inter l'ha portata a grandi livelli, il Napoli l'ha portata a grandissimi livelli, l'ha riportato dopo 2 anni in inferno. Potrebbe essere questa la volta buona, visti i nastri di partenza, chiamiamoli così. È vero, la Roma comunque è lì, però questo Napoli finora, ecco, nessuno è riuscito a battere Spalletti quest'anno. La volta buona perché Spalletti batta Mourinho? Eh beh, sì.
Sì, ma mi sembra persino un dettaglio statistico, onestamente. Io credo che a Spalletti interessi vincere altro, nel senso vincere alla fine, no? Come a tutti. E se deve essere il prezzo da pagare per andare con Mourinho, lo pagherebbe volentieri, che se ne frega. Però è chiaro che se lo batti e se fai un salto in avanti in una partita del genere, che per me è difficilissima, perché contro una bella squadra, io sono innamorato dei difensori della Roma, ma di tutti e tre, ma anche della fase difensiva di Mourinho, che è la cosa che gli riesce meglio. E quindi se vai oltre questa organizzazione difensiva tra le piedi, apprezzabili del FIFA, no? Vuol dire che hai fatto un gran salto in avanti. Sì, Antonio, io in questo momento ho ascoltato con grande attenzione poi le interviste, soprattutto post Bologna dei vari tesserati del Napoli, a cominciare con Luciano Spalletti. I risultati, il gioco, i gol sono sotto gli occhi di tutti, però sentendo poi i vari giocatori, lo stesso Osimhen, Raspadori, Spalletti, ha detto sì, bene, stiamo facendo bene, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare tanto. Ecco, io ti faccio questa domanda diretta, ma in questo momento questo Napoli dov'è migliorabile? Nella continuità del rendimento, nella freddezza sotto porta, perché non puoi sprecare tutto quello che hai sprecato dal 20° al 27° domenica. C'è un giorno in cui poi te la fanno pagare gli avversari, in poche altre cose, nella fluidità di certe giocate offensive che è già altamente sviluppata. Però credo che i margini di miglioramento si siano ridotti tantissimo per merito del Napoli e di Spalletti, al quale resta ancora poco da fare. È difficile vedere un calcio più bello di questo, secondo me, molto difficile. C'è un calcio che ti riempie, che ti dà la soddisfazione di gustartelo. Ieri nell'intervista con Sabatini, che ha fatto stamattina sul Corriere dello Sport, nelle pause che ci si concede tra interlocutori per sorridere, se me lo consentite, anche per catteggiare un po', si diceva che c'è un momento in cui sei lì, mi pare di aver riportato il passaggio, il religioso silenzio, e ti chiedi se è tutto vero quello che stai vedendo, perché ci sono momenti in cui te lo devi chiedere senza retorica, senza è un calcio meravigliosamente bello. E c'è stata la prima mezz'ora del Napoli di domenica, che è stato calcio pieno, in cui ti chiedevi anche ma come fanno a sbagliarlo? Però lo sbagliavano. A proposito dell'intervista di Sabatini, c'è un passaggio che a me invece come dire, ha portato a qualche riflessione. Mi riferisco a quando dice: sembra che questa squadra giochi in ipnosi e che Spalletti abbia decuplicato, sì, decuplica il rendimento di questa rosa. È davvero così? Questa Napoli gioca così bene con un contributo di Spalletti che ne decuplica il rendimento, il valore intrinseco invece degli stessi calciatori? Non lo so se decuplica il lavoro come dice lui. Quello era Lobotka, prima che arrivasse Spalletti, era, lo dico con rispetto assoluto, ma per dare una definizione forte, era calcisticamente divenuto un Cottamo. A questo era stato ridotto 575 minuti. Mi ricordo chi mi ha detto sì, però alla fine ha avuto anche la tonsilite. Alla fine, ragazzi, alla fine, a marzo, aprile, ha fatto 575 minuti. Cioè Spalletti non è un allenatore nel Napoli, è un manager, è un moltiplicatore di economia, perché ti ha recuperato 22 milioni e altri 13 di Rachmani, e possiamo decidere tutto quello che vogliamo poi dopo. Ecco. Visto che non è stato ancora annunciato, Antonio, lo mettiamo al Ministero delle Finanze allora. Credo che sia a posto. Credo che ci sia posto al Ministero delle Finanze. Per ora sì. Ma mi pare che ci siano vari posti ancora liberi. Va bene, maestro, è sempre un grande piacere poter parlare con te. Grazie mille per essere stato oggi con noi. Buona giornata. Ciao, grazie. Grazie ad Antonio Giordano.
del Corriere dello Sport. Che dici? Alle finanze o Se ce agli la fanno vedere sta interni? squadra di mercato, sì, sta squadra di governo, sta squadra di mercato, Sarebbe simpatico un pezzo però del genere. Cioè prendi i vari allenatori di Sì, Serie A sì, e in base alle caratteristiche, in base alla forma, magari diamo un li consiglio, metti visto ad che un, in ad questo un momento ministero. sono in grossa Ancora non si difficoltà, trovano, ancora non si trovano. No, se consideri che tra 7 giorni è passato un mese dalle elezioni, il governo ancora non è stato Niente. formato, qua facciamo consultazioni su consultazioni su consultazioni, facciamo consultazioni e consultazioni. Ho capito, ragazzi cari, lo facciamo sto governo, che sennò come vi facciamo per criticare dopo? Secondo me non si sono messi d'accordo bene prima, non lo so. Perché in genere, sai, più o meno si dice ok, se tu fai il tot percentuale ti no, toccano tot sicuramente. ministeri, poi così, e invece Però evidentemente c'è anche chi fa il doppio gioco. forse dici che alla fine ne stanno tradendo mi un servi po'. ora, poi dopo Vediamo. ti do il contentino. Sì, perché poi stiamo vedendo delle posizioni comunque molto molto nette. Sì. Altra storia, Riccardo, poi non so se l'hai seguita. Che è successo? Io non ho capito se il papà di Leo ieri alla fine si è presentato oppure no. Ma noi lo conosciamo il papà di Leo. Appunto, io me l'aspetto che lui Avrà fatto per un come, coup de théâtre. sì, per come lo lo conosciamo, conosciamo bene. i più come dire, i vecchi sostenitori di CN24 Live Vi ricorderete, se lo l'abbiamo ricorderanno anche l'intervento del intervistato. papà di Leao a Bene, CN24 Live. Effettivamente una Quasi a livello della testa gente abbastanza di calma. Simi. Esatto, era quello lì, siamo era lì. quello il livello, era quello il livello. Sì, effettivamente è abbastanza Molto teatrale, molto teatrale. Quindi poi adesso nessuno ha spiegato quali sono i motivi, magari ha avuto un contrattempo. No, però poi ho letto qualcuno da casa Milan Quindi- mi diceva no vabbè ma guarda che sta qua. Poi vado a leggere il pezzo di questa mattina su calciamole24.it e Gazzetta riporta che il Papa invece non si è presentato. Non si è Quindi non ho proprio capito presentato. se alla fine si è visto, non si è Magari visto, Daniele Longo, se stava in sicuramente incognito. lo saprà. Magari dopo chiamiamo il nostro Daniele, ci facciamo dire qualcosina. Proseguendo sulla falsariga però di quanto dicevamo prima in casa Napoli, Anghissà, ripetiamo, nonostante quelli che sono segnali positivi che arrivano un po' dappertutto, A noi non ci risulta che evidentemente Zambo Anghissà possa essere risparmiato per il prossimo impegno, al di là di quello che è un'ottima tenuta fisica, il camerunense sta bene, recupera, è serio, è preparato, tutto quello che volete voi, atteggiamento prudente da parte del Napoli. Ndombele, chiaramente il primo nome per sostituirlo, ma non è l'unica soluzione e l'abbiamo già visto. Chiaramente lo diciamo questo anche per chi ci segue in questo momento all'ufficio stampa. Tra l'altro andiamo a ringraziare il nostro Bruno Galvan. Sì, da quello che ci arriva da Castelvolturno, andando proprio a riepilogare, ad oggi, poi bisogna vedere questi altri giorni dell'allenamento, ma ad oggi Anghissà con la Roma non ci sarà. L'obiettivo del Napoli, se tutto andrà per il verso giusto, magari è riportarlo in panchina con i Rangers in Champions per poi averlo a disposizione magari dal primo minuto contro il Sassuolo. Ma se in questi giorni, così come pare, non ci saranno le garanzie necessarie dal punto di vista del recupero fisico, il Napoli non rischierà nulla per Anghissà, se anche al 90% non lo convoca. Quindi ad oggi ci dicono che Anghissà con la Roma non ci sarà, più probabile il ritorno almeno in panchina con i Rangers. Questo è ciò che ci arriva a noi di Calcio Napoli 24 direttamente da Castelvolturno, in attesa poi di quello che sarà anche il report, che credo possa andare a confermare quanto stiamo dicendo. Abbiamo detto però in apertura di trasmissione, e sono certo che chiaramente è uno dei dubbi che ci porteremo avanti in questi prossimi giorni, che Spalletti ad oggi ha più di qualche perplessità, più di qualche pensiero, non soltanto per quanto riguarda la sostituzione di Frank Zambo Anghissà, ma anche a cominciare dalla difesa. Perché se è vero come è vero, che è chiaro, il suo pupillo è lui, è Juan Jesus. In difesa, se si fa male Rachmani, Spalletti punta su Juan Jesus, si è capito, e sposta anche Kim dal centro-sinistra al centro-destra. Però dovrà pur dare un po' di spazio a Ostigar. E allora vengo con questa mia a chiederti, è il momento di farlo giocare con la Roma? Spalletti lo farà giocare con la Roma o aspetterà i Ranger? Spalletti non lo so che cosa farà, però Dici tu stiamo a mercoledì, pure hai ragione. Riprendono oggi gli allenamenti, magari Pure lo sapremo ragione, più pure verso ragione. giovedì. Però ce lo chiedo. Ad però oggi ce lo ti chiedo. farei Paperette scarso. Che è successo? Paperette scarso, Vabbè, paperette sì, scarso, lasciamo paperette stare, scarso. Umberto, ma come paperette scarso? Vabbè. Ma perché? Torniamo a parlare di Ostigard, di Meret. Ne parliamo ne parliamo dopo, ma ne abbiamo già parlato, abbiamo detto la nostra.
Io ad oggi ti direi Juan Jesus di nuovo con la Roma, ma Spalletti sorprende. Quindi io ho la possibilità di vedere Ostigard anche contro i giallorossi. Me la tengo per un semplice motivo: la Roma è molto pericolosa sul centrodestra, molto, perché Abramo solitamente gioca da quella parte, perché se gioca Zaniolo idem, quindi io Kim lo terrei a sinistra contro la Roma, ti devo dire la verità. Non lo andrei a spostare al netto ovviamente di Juan Jesus, questo potrebbe portare, quindi, per non cambiare il ruolo a Kim, l'inserimento di Ostigard. In questo momento per ora me lo tengo 50 e 50. Non mi sorprenderebbe se Spalletti lanciasse dal primo minuto Ostigard proprio contro i giallorossi. Ma per il discorso tattico ti dicevo, io Kim con la Roma che è molto pericolosa da quel lato, me lo terrei lì a sinistra contro i giallorossi. Hanno avuto 2 giorni di riposo, io pensavo uno. Dai raga, speriamo giochi Ostigard. Anche tra i nostri telespettatori c'è chi invoca la presenza di Ostigard, lo spigoloso difensore centrale ex Genoa, che a me piace tanto, piace davvero tantissimo. Speriamo possa avere delle chance anche insomma, per poter dimostrare il suo valore in quello che è un periodo tutto sommato florido e un po' più tranquillo anche dal punto di vista dei risultati, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. A sinistra altro dubbio. Sì. Sono diversi i dubbi. Abbiamo la grafica, caro Manu Bernardo, per quanto riguarda la probabile formazione. Nel caso possiamo mostrarla al volo, anche se non ci sono problemi. A sinistra Mattias Olivera, Mario Rui. Altro 55. Sabatini pure ha detto che Mario Rui è praticamente Teo Hernandez. No, non è vero, sto scherzando. Però guarda cosa ha detto. Per il professore. Però guarda cosa ha detto di Mario Rui. Ha detto Mario Rui, che presi alla Roma, giustamente Sabatini si mette una piccola coccardina sulla giacca, e purtroppo si fece male subito. È divenuto il riferimento per ferocia, eleganza nel crossare e personalità. Su due su tre sono d'accordo. L'eleganza nel crossare, oddio, lei li ha fatti gli assist No, infatti io non ero d'accordo per ferocia. No, Mario è sempre bello cattivo, non si spaventa di nulla, anche se ha di fronte l'Ibrahimovic di turno. Mi piace. Allora, l'atteggiamento che ha, l'ho sempre detto, è di grandissima personalità. Sì. È uno di quelli che ha le palle, capito? Di quelli là che non sentono la partita. L'abbiamo sempre detto, me lo devi riconoscere. Questo però ferocia, a me piace, perché non so se è l'aggettivo. Poi eleganza nel crossare, sì. Sì, quest'anno soprattutto. Nel crossare. Quest'anno sì, meglio. Piedino di Mario Rui è più sempre che altro, stato gentile. diciamo anche la verità, quest'anno anche chi li va a prendere quei palloni. Cioè, fino a 2 anni fa c'erano Mertens e Insigne in area di rigore. Cioè, puoi crossare quanto vuoi, però magari lo sbagli anche il cross, però di certo non c'è chi ti aiuta in area di rigore. No, dicevo, ferocia sì, perché a parte che il suo agente nell'ultima intervista che ha rilasciato ha detto: io gli dico sempre che è pazzo. E effettivamente c'era qualche tratto di lucida follia Mario Rui quando va a protestare, quando va in cagnesco contro gli avversari. Quello a me piace come ferocia, ma certe volte forse sfocia un pochino in troppa sicurezza, perché anche col Bologna un paio di errorini di posizionamento li ha fatti Mario Rui. Detto questo, l'abbiamo presa larghissima, con la Roma gioca Mattias Olivera per me. Per me gioca Mattias Olivera, per il discorso fisico. Se c'è Zaniolo di là, e invece no, vedi, Olivera. Già pure con l'immagine, no, per favore, la rilanci per favore, perché mi piace proprio l'animazione. L'animazione che, eccola qui adesso è. 2-1, magia, vedi? Ma ragazzi, quello è Emanuele Bernardo. Ce l'abbiamo solo noi. Olivera a sinistra. Secondo me gioca Olivera per una questione di fisicità. Ti ho detto, il dubbio che mi tengo è Kim Juan Jesus. Non mi sorprendo se dovesse giocare. Cioè, io farei giocare Ostigard, ma solo per il discorso che Kim lo preferisco a sinistra e Ostigard ha voglia di dimostrare. Per il resto la formazione credo sia questa, che se davanti Politano, Lozano, forse Lozano nelle ultime apparizioni un po' meglio, non solo per i gol, dipende poi come la vuoi giocare contro la Roma. Non lo so. Davanti è un bel dubbio. Però Osimhen credo che non solo possa, ma che partirà titolare contro i giallorossi. Restiamo sul discorso centrocampo. Lobotka nessuno lo schioda. No, abbiamo capito che dovrebbe essere Ndombele a questo punto il preferito di Spalletti. Poi di Elmas pure ne parleremo, anche se ne abbiamo già accennato. Dice Anghissà, Elmas, continuiamolo a dire, perché sennò poi gira. Non gioca neanche quando si fa male Anghissà.
o per dire Sirigu non si fa male, non gioca neanche se si fa male. Ricky, però, No, allora, ma- non è il vice Anghissà. Beh, infatti Non dubbio è il vice quello. Lobotka. No, ragazzi, E deve non è il giocare, vice Zielinski perché è un Dombelé. deve giocare. Non è il vice Kvaratskhelia ma il perché a problema è destra... quello, il problema è quello. Che si il fa? problema su Elmas è quello. C'è stata poca chiarezza sul ruolo, viene utilizzato come jolly. I calciatori che vengono utilizzati come jolly non fanno strada per me, che devi specializzarti, soprattutto quando sei così giovane, e poi ti devi mentalizzare, cosa che in questo momento non è. Per me Elmas ha anche le qualità per diventare più forte di Ndombele come alternativa a Zielinski. Questa la clipperei e la metterei Per me sul ce l'ha- profilo TikTok di Calcio Napoli Per me 24, ce le ha lo sai? tutte. Per me le qualità ce le ha tutte Elmas. Tutte. Per te Elmas Sì. può diventare in prospettiva più forte di Tanguy Ndombélé Sì, sì, nel sì. giro della nazionale francese. Sì, per me lo può fare Elmas. Il problema c'è bisogno della testa. Se non ti mentalizzi, abbiamo visto fior di campioni perdersi perché non avevano un grande atteggiamento. Elmas deve dimostrare di avere atteggiamento. In questo momento, se metti la testa di Simeone ad Elmas, stai parlando di un giocatore, il miglior 12° uomo del campionato di Serie A può diventare con quella testa. Proprio per le caratteristiche variegate che ha, ma senza testa non va da nessuna parte. Lui si deve mentalizzare. L'anno scorso, ripeto, in una prima parte della stagione, questo ragazzo ha fatto 3 gol e 7 assist, entrando quasi sempre dalla panchina. Quest'anno si aspettava qualcosa in più. L'errore è questo, non puoi aspettartelo, prenditelo, nessuno te lo regala. E Spalletti ha grande considerazione di Elmas. Quindi Elmas o si mentalizza che anche in quei 20 minuti può fare la differenza, mettendosi al servizio della squadra, ma non puoi entrare in maniera superficiale, fai il doppio passo, il dribbling, rischi di perdere palla, la perdi pure, rischi di far prendere gol, cioè questo è inaccettabile. Come mezzi tecnici Elmas può competere con Ndombélé? Come mezzi tecnici, giocatori diversi. Lancio, controllo palla, visione di gioco. Sì, tecnicamente per me Elmas è fortissimo, non forte, è Io fortissimo. tutta sta fiducia nel Macedone E io non ce so l'ho come da fai ad tempo. averla. No, io ce l'ho da tempo perché io conosco questa tipologia di calciatore che tecnicamente è fortissimo, ma senza la testa diventi un peso. E in questo momento lui ha dimostrato di non avere la testa. Deve trovare quello. Se trova quello, lavorandoci, ma forte, perché parliamo sempre di un 99, se noi può diventare un'alternativa fortissima. Posizione netta e precisa. E continua a dirlo, anche se Posizione netta e precisa da parte del nostro Riccardo Catapano, che onestamente a me non mi trova d'accordo. Per me Ndombélé fa parte di un altro tipo di categoria di calciatori. Ad oggi Elmas non ha ancora dimostrato di poter aspirare a diventare un uomo da 70 milioni, come è già stato Ndombélé. Mi piacciono molto del Macedone la progressione, il controllo di palla. Sì. Il controllo di palla in progressione, senza palla molto meno. Come atteggiamento che tu individui come problema principale, sono d'accordo, pure lì siamo quasi ad un problema di scelta, come se non fosse arrivata la maturità calcistica che ti porta a fare il passaggio quando serve il passaggio, il controllo quando serve il controllo orientato, andare senza palla quando serve. Un problema di scelta che ad oggi per me relega Elmas su un come dire, livello inferiore rispetto a Ndombélé e che non mi fa pensare che possa un giorno arrivarci. Due posizioni, come avete visto, molto diverse tra me e Riccardo Catapano, magari potete dirci la abbiamo vostra. due posizioni diverse, ma non ci insultiamo come spesso invece purtroppo leggiamo sui social. Vincenzo dice la sua, io dico la mia, Emanuele magari dice un'altra. Però facciamo più ascolti. Mica non ci dico, insultiamo. no, per carità. Dobbiamo farlo. No, vabbè, ma nel senso, ma ci possiamo anche alzare il tono su questo, sì, Senza però insultarci. non ci insultiamo. Fidati, Vedete, facciamo più ascolti. sì, ma l'insulto non mi piace. Vogliamo insultare Emanuele Bernardo? Ma quello lo facciamo volentieri. Hai visto che ha fatto? Che ha fatto? Hai visto che ha fatto? Ah, sicuro? Hai visto che ha fatto? Fatti pure. Ha fatto Ma il è nuovo, gestaccio. è un uomo nuovo, ha detto. Ha fatto il gestaccio l'uomo nuovo. Ha detto che è un uomo il nuovo. nostro Caio Mario ha fatto il gestaccio. Esatto. Va bene, non ti Però preoccupare. ragazzi, Emanuele come esempio, no, Bernardo. quello che volevo dire, come esempio, vedete, si possono avere opinioni differenti in 3000 modi, l'importante è rispettarsi e non andare ad offendere
nessuno. Allora, tu che ne capisci? Di cosa? Se Umberto Castellano scrive sempre paperette scarso, Hai rotto le scarso, scatole, sta te lo facendo dico. spam oppure no? No, hai rotto le scatole, nel senso io rispetto, magari per te Meret non è forte, perfetto, ma non è che lo devi scrivere 76 volte perché rompi poi le scatole sul gruppo, perché poi sulla chat, perché poi a quel punto non dico che vedi, stai continuando a scriverlo, smettila per cortesia. L'hai detta la tua, non è che devi continuare a spammare il tuo messaggio nella chat di YouTube, perché poi a un certo punto Emanuele Bernardo si rompe le scatole e ti blocca, ma non perché sei stato offensivo, ma perché stai spammando e a noi non ci piace neanche lo spam nella nostra chat. Quindi, caro Umberto Castellano, ok, hai detto la tua, io non sono d'accordo, però non hai, tra virgolette, offeso, adesso stop, ok? Grazie. Sì, perché Se no poi ti blocchiamo, perché non è che devi spammare 3000 volte la stessa cosa. dateci tempo signori, e arriviamo anche a concludere il discorso legato alla probabile formazione. Rivediamola con quella grafichetta che ci piace tanto, Emanuele Bernardo. È stato bravissimo. Animazione, per favore. Dai, dai. È un vezzo mio, come si fa con i ragazzini. Tra l'altro, siamo così bravi, mostriamocelo. Sta per partire di nuovo. Eccola qua, vedi? Molto più figa, molto più bella. Al centrocampo abbiamo detto Ndombele, Lobotka e Zielinski, nessuno li schioda. No, chi? E là davanti, l'hai detto tu che Osimhen fa il titolare, Sì, giusto? secondo me gioco così. Perché? Fisicità. Ti serve quel tipo di attacco, devi andare a rompere le scatole alla Roma che da dietro non è che imposta granché con Smalling e gli altri. Ma da quando in qua la Roma ha una linea alta dal punto di vista difensivo? Mourinho è abbastanza catenacciaro? Sì, Oppure... però gli dai fastidio sull'impostazione, cioè Mancini non è che imposta così bene, Smalling neanche. Se devi portare, Napoli la squadra è pressa meglio in questo momento Sicuro. in Ciao Serie A. Osimhen che pressa per due. Esatto. Non so E come tu fa, devi, però. devi giocare lì sugli errori di impostazione della Roma, lì devi andare a giocare a farli male. Devi andare a recuperare palla nella loro metà campo perché lì ti concedono. Assolutamente, non puoi sperare di stare basso e ripartire, cioè non è che Osimhen gioca perché poi devi giocare in contropiede, no, Osimhen deve andare lì a pressarli, deve portare la Roma all'errore, a questo ti servirà Osimhen con la Roma, perché non brilla la Roma in impostazione, assolutamente, e quindi io, se Spalletti la legge così, vedo Osimhen assolutamente titolare, con buona pace per me che ho Raspadori all'altro fantacalcio. Però ti invito a pensare che nel momento in cui c'hanno una difesa a 3 e ora si abbassa Zaleschi oppure dall'altro lato si abbassa il Shaarawy, ecco, forse Cristante non è l'ideale, hai ragione, perché nonostante... No, ragazzi, li devi andare a prendere nella loro metà campo questi. Però capito, ci piove allora proprio. fanno un po' come faceva Ancelotti. Da un lato si abbassa il Shaarawy quando fanno Che la non falange giocherà il obliqua. Shaarawy, giocherà Spinazzola. Fanno la falange obliqua, o si abbassa il Shaarawy, poi chi sarà, ecco, esatto, Spinazzola, Spinazzola, Zaleschi, Karsdorp a destra, Karsdorp, sicuro. chi sarà, però si abbassa una volta un esterno, una volta l'altro. Un Cristante della situazione che penso debba giocare lui, giusto? Perché poi si è fatto male... Cristante, Camarà o Matic? Però Matic, siamo no, lì. Matic può giocare, Matic ha recuperato. Sì, però Cristante non lo toglie. Camarà sta giocando molto bene, secondo me giocano proprio Cristante e Camarà contro il E Napoli. nessuno dei due ha grandissima impostazione. Appunto. Nessuno della Tu li puoi grandissima mettere in grossa impostazione, difficoltà. però hanno grande scelta. Cioè, Mourinho... Sì, possono andare sia verticale che possono andare, orizzontale. capito, hanno tanti primi uomini, diciamo così, a cui passare il pallone. Quindi Sì, per me- potrebbero riuscire anche a farti girare a vuoto un Osimhen in pressing. Ma lì poi ci vogliono le mezzali. Là ci vuole Ndombele che in fase di pressing anche sta migliorando. Certo, non è Anghissà, però sta migliorando. E poi ci vorrà Zielinski, oltre agli esterni. Secondo me la Roma gioca così. No, però devo dirti la verità, alla fine mi hai convinto. Ti Volevo andarti, diciamo, a mettere in difficoltà, però mi hai convinto. Cioè, perché più guardo sta squadra No, li devi mettere in e difficoltà nella più loro mi metà rendo campo. conto che questi sono bravi dalla cintola in su. Sì, non puoi permetterti di tenerli nella tua metà campo. Tu non li devi fare, cioè te devi andare a recuperare palla lì. E anche la Roma farà pressing, attenzione, perché soprattutto se ci metti Zaniolo con Abraham, con Pellegrini, farà un pressing diverso. Loro proveranno più a bloccarti per vie laterali con Spinazzola e Karsdorp che per vie centrali. E per questo, ripeto, per me Osimhen, questa può essere assolutamente la partita di Victor. Ultimo dubbio per quanto riguarda la formazione è legato allo Zano Politano. Politano penso che il pochino del dentino avvelenato contro i giallorossi ce l'abbia,
per quella che fu, ti ricordi, una vecchia lui è storia tifoso per della quanto Roma. riguarda il mercato, però Lui è ricordo. tifoso giallo-rosso. Certo, quindi c'ha quella motivazione in più. Forse dentino avvelenato non è la parola esatta, però quello scatto in più a far male gli avversari, a far male i giallorossi, proprio perché la squadra per cui tifa penso che ce l'abbia. Però al tempo stesso abbiamo un Lozano molto recuperato e che sarebbe funzionale a questo punto a quello che mi dicevi tu. Va in profondità, attacca lo spazio anche lo stesso Lozano. Sì, infatti me lo tengo il dubbio Lozano-Politano. Ce l'avevi il dubbio. Sì, sì. Non dico tenevo, però dico ce l'avevi il dubbio. Ce l'avevo, sì. Ce l'avevi il dubbio. Sì, mi tengo il ballottaggio. Boh, no, non lo so in questo momento. Però forse il messicano, Chucky? Forse più il Ciughi. Forse più il Chucky ci potrebbe stare. Paradossalmente, lo dico? Mi Vuoi sta dire? piacendo più più Lozano che Politano in fase di non possesso? Perché? Lo dico? Perché? Sta tornando bene. Mi piace, è molto attento. Certo, con Anghissà è più facile dietro. Però mi sta piacendo Lozano in fase di ripiego, si sta dando molto da fare. Quindi un aspetto nel quale sta migliorando molto, davvero molto. Quindi complimenti a lui. Gli mancava il gol, si è sbloccato anche nelle ultime partite, quindi è in fiducia. Forse andrei con Lozano. E la nostra chat ha anche una certa predilezione per lo stesso messicano e scrivono a più riprese Lozano in grande forma, più decisivo, ad oggi Lozano, Freccina, batte Politano. Per chiudere, penso che a questo punto possiamo prenderci qualche minuto, poi andiamo anche dai nostri ospiti, tra un po' procediamo con le segnalazioni. Emanuele, Meret. Possiamo ancora una volta ricordare come il suo mese prima della papera nell'ultima gara sia stato quasi perfetto? O basta una papera per cacciarlo? Allora ragazzi, basta la papera per cacciarlo, per me non siete manco tifosi del Napoli. Cioè volete semplicemente fare polemica e mettere la cosiddetta zizzania. Perché allora, leggevo prima nella chat, la parata su Giroud vi siete esaltati. Avete applaudito Meret, no? Per il rigore contro il Lecce avete applaudito Meret, no? Per le parate contro l'Ajax l'avete applaudito, avete detto grande Meret. Ecco, adesso per un errore che ha fatto, che fortunatamente non ci è costato manco punti, torniamo di nuovo in mezzo con il discorso di Alex Meret. Ma dai, ma basta, ma veramente che noia, siete noiosi, cioè non sapete più che appigliarvi, gli A16 sono spariti, non li leggo più. Adesso, quando c'è una minima virgola fuori posto, toccata da parte di Riccardo Catapano, tornate a... che io l'ho criticato De Laurentiis, per carità, più e più volte, continua a farlo, quindi figuriamoci se questo è un problema. Però ogni volta che succede un minimo, cioè non aspettate altro che andare a criticare una squadra, un giocatore, un singolo che sta facendo cose meravigliose. Anzi, siete veramente tristi, fatevelo dire. Con tutto il rispetto, siete proprio tristi. Ma è vero che l'Olimpico è un campo di patate? Devono dircelo loro, perché L'ha detto Maurizio Sarri e ha fatto anche il simpatico. Sarri ha detto dice tante se l'Olimpico resta questo, meglio che lo Tito si trova un altro allenatore. Addirittura. Perché giustamente Sarri gioca palla a terra, quindi ha bisogno di un tappeto da biliardo per fare il suo calcio. E voglio anche essere d'accordo, ma io vorrei capire se davvero l'Olimpico è così un campo di patate oppure no. Ok, non è il San Paolo. San Paolo probabilmente è uno dei campi migliori d'Italia. Ci sono condizioni ottime di clima, di erba utilizzata. La cura è fatta da gente che ne capisce e che fa questo da 40 anni, quindi non è il terreno dello Stadio San Paolo e siamo d'accordo. Adesso dico Armando Maradona. Però, onestamente, è la prima volta che sento parlare di un Olimpico così mal ridotto e nelle prossime ore sapremo dirvi anche di più, anche perché vi possiamo anticipare che domani avverrà un sopralluogo. Domani, diciamo, lo staff, chiamiamolo così, della Lega, dopo quelle che sono state anche le segnalazioni di Mourinho qualche tempo fa, le segnalazioni di Sarri, adesso opererà un sopralluogo. Oggi è mercoledì, quindi sì, giovedì sarà... oggi è mercoledì? Sì, mercoledì. Sì, giovedì sarà effettuato questo sopralluogo e quindi domani stesso poi sapremo dirvi, ci collegheremo proprio con lo Stadio Olimpico e potremo dirvi qualcosa in più. Intanto per ora possiamo anticiparvi che dopo diciamo il marasma che è successo, prima Mourinho poi Sarri, la Lega effettuerà un ulteriore sopralluogo giovedì per verificare le condizioni dello Stadio Olimpico. Tra l'altro, se non sbaglio, però questa non è stata ancora ufficializzata, era una cosa però che circolava,
hanno provato a fare un terreno misto. All'Olimpico hanno provato a fare un terreno misto, mezzo sintetico, mezzo naturale, quindi forse potrebbe essere questo aspetto ad aver dato particolarmente fastidio a Maurizio Sarri, della serie che magari è stato implementato, non è stato ancora completato il discorso mezzo sintetico, mezzo naturale, e quindi potrebbe aver dato vita a delle zolle, a dei dissestamenti che potrebbero aver dato fastidio al tecnico Maurizio Sarri. Per ora la notizia è, qui a Calciopoli 24, che vi diciamo domani ci sarà un sopralluogo della Lega per verificare le fattezze dello stadio olimpico. Tra l'altro anche lo stesso gioco di Spalletti mi sembra che sia abbastanza, come dire, anche in quel caso si renda necessario un buon terreno di gioco, giusto? Sì, però noi siamo abituati anche allo scontro ruvido, quindi... Alla palla alta. Sì, varie caratteristiche. Poi a meno che non diventa un campo a beach soccer, non lo so, l'Olimpico, perché non ho visto le ultime partite. Ho letto lo sfogo di Sarri, mai banale come gli si confà. Vediamo, ci sarà questo sopralluogo domani, mi auguro che ci siano degli aggiustamenti, ma giusto per comunque goderci uno spettacolo, che poi vedere Roma-Napoli su un campo gladiatorio, magari con la sabbia, non fa piacere a nessuno, a prescindere da chi può far comodo o scomodo a qualcun altro. Vediamo se riusciranno ad intervenire tempestivamente. Ricordo che quando successe a Napoli si intervenì abbastanza celermente, e da allora in poi insomma Napoli non ha più avuto problemi, il San Paolo prima e il Maradona dopo, con il terreno di gioco che anzi è sempre considerato uno dei migliori d'Italia dal punto di vista proprio della tenuta. Quindi speriamo che anche all'Olimpico si risolvano i problemi. E a proposito, i giornalisti di Radio Punto Nuovo hanno lavorato anche loro su questo aspetto ed effettivamente pure loro erano dello stesso avviso. Leggiamo: gli standard raccolti dagli organi competenti erano già superiori alla media. Già in occasione di Lazio-Udinese, il manto erboso dell'Olimpico aveva superato gli standard prefissati dal Pitch Quality Program dell'UEFA. Quindi, come dire, Sarri potrebbe aver, diciamo, un po' esagerato in quelli che sono i suoi toni. Chiaramente le condizioni restano imperfette, causa anche un'estate travagliata, non solo la festa e l'invasione di campo lo scorso 25 maggio, ma anche la lunga stagione dei concerti e l'inizio del campionato così anticipato. Quindi, come spesso accade, cari spettatori, cari amici di Calciopoli 24 TV, la virtù sta nel mezzo. Dire che è un campo di patate dove non ci si può allenare, dove non si può giocare, addirittura tale da portare a cambiare il gioco o allenatore, è eccessivo. Però al tempo stesso è vero che un inizio così anticipato può aver dato dei dissestamenti che verranno risolti nel corso delle prossime ore. Domani, vi anticipiamo qui a Calciopoli 24, ci sarà un sopralluogo per capire l'entità dei dissestamenti allo stadio olimpico. Caro Emanuele Bernardo, ti ho passato un'immagine, me la mostri? Me l'hanno girata in questo momento, Riccardo, e penso che ghignerai. Fai vedere. Tra l'altro c'è anche una sorta di somiglianza con chi ha scritto questo... tra Riccardo Catapano e chi ha scritto questo comunicato. Emanuele Bernardo, per favore, mostracelo. Ti faccio ghignare. Emanuele Filiberto di Savoia. Ti ci rivedi un po'? No. Principe del Vomero, principe di Savoia. Guarda cosa ha scritto. No. Guarda cosa ha scritto Emanuele Filiberto. Sì. Giustamente il cognome è quello. Sì. Cosa può aver scritto? Principe di Piemonte. Ho appreso dai quotidiani della triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Savoia in quel di Torre Annunziata. No, l'hai visto che è successo? Sì, infiltrazioni della malavita. A Torre Annunziata non si tratta solo di una mortificazione per una squadra che ha militato anche nei massimi livelli calcistici e ha la storia più antica dell'Italia centro-meridionale. Vero, club storico il Savoia. Assolutamente sì. Non è solo un insulto ai tanti tifosi che hanno sempre sostenuto. Mi sia consentito di poter confessare che è una ferita che mi sta lacerando. Attenzione, sta arrivando. E sta toccando nel profondo anche la mia sensibilità. Quel gruppo di eroici industriali di molini e pastifici che intesero fondare nel 1908 la società Bianco Scudata decisero di affidare alla squadra lo storico stemma della mia famiglia. Sento dunque il dovere di dare un contributo per un riscatto morale però, vediamo dove si arriva, che risollevi la società e i suoi tifosi dalle nubi. Per questi motivi mi sono fatto promotore di un comitato
che tiri le fila di un nuovo progetto imprenditoriale capace di dare impulso ad una nuova avventura umana e calcistica e soprattutto di restituire dignità a quel simbolo e alla sua storia. Chiarisco che non si tratta di un comitato finanziatore, ma solo di personalità che avranno il compito di supportare questo progetto. Dei cheerleader che fanno. Allora, si ringrazia Matacchione, si ringrazia Passariello, Limoncelli, ben noto, capacità imprenditoriale. Abbiamo infine l'avvocato Elio D'Aquino perché ci dà un contributo. Praticamente il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di, insomma, spendersi per il Savoia, però per l'immagine. Che ne pensi? Che conviene al Savoia. Non lo so, io chiedo. Sempre un principe. Sì, a parte sempre un principe. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, buon per loro. Cioè, però pure io lo posso fare a questo punto. Mi spendo l'immagine. Senza cacciare un euro. Soldi. Però soldi non ce ne stanno. Geniale Filiberto che si rilancia nel mondo del calcio grazie a questo Savoia. Gratis. Giustamente perché si chiama Savoia, quindi... Spettacolo, no? Spettacolo, la genialità di Casa Savoia. Speriamo, signori, speriamo che le sorti di un club storico... ricorsi storici, d'altronde, per a un certo punto dici che scappano. Di Savoia. Vabbè. A un certo punto dici che scappano. No, vabbè, ovviamente stiamo scherzando. Ancora però magari, passato. Perché no? Magari nei prossimi giorni proviamo a chiamare. Proviamo a chiamare. Per capire qual è che intenzioni c'ha. Perché è vero che siamo Calciopoli 24, però anche sapere che fine farà il Savoia in quel di Torre Annunziata può essere un aspetto molto interessante. Intanto chiedo al nostro Manuel Bernardo se possiamo andare ok, abbiamo ancora qualche minuto. Non ti preoccupare perché abbiamo tanto e tanto da andare ad approfondire. Mourinho, a proposito di politica, qui si vola. Mourinho alza il muro per arginare il Napoli, varata la formula MSI. Nel momento in cui vince Giorgia Meloni, il movimento sociale italiano viene recuperato da José Mourinho, che in realtà, ovviamente, come scrivono anche sul Leggo, non c'entra nulla con l'ex partito politico, è la linea difensiva della Roma formata da Mancini, Smalling e Ibanez, che è praticamente la versione 2.0 della BBC juventina, e ha rialzato quel muro buttato giù un po' a sorpresa un mese e mezzo fa dall'Udinese. Mourinho lo ha riedificato, come dimostrano i numeri, fatta eccezione per la sfortunata trasferta alla Dacia Arena. I giallorossi hanno incassato 5 reti in 9 giornate, nessuna nel secondo tempo. Io che ho preso Rui Patricio al Fantacalcio ringrazio, chiaramente, però quella gara di Udine effettivamente se la potevano risparmiare. Ad oggi, quali sono gli aspetti da tenere in più grande considerazione per quanto riguarda il prossimo avversario del Napoli, Ricky? Sicuramente dietro stanno dando continuità di risultati, subiscono poco, perché segnano anche poco, cioè la Roma ha vinto tutte le partite con un minimo scarto, cioè di un gol, l'ultima con più di un gol fatto risale a, se non sbaglio, ad agosto, una delle prime giornate. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è abbastanza quasi piatta come squadra, per così dire, forse piatta non è il termine giusto, però è una squadra che davanti produce, magari non segna tantissimo, dietro però riesce in qualche modo a cavarsela. Quindi, ripeto, il Napoli deve mettere a nudo quello che sono le difficoltà. Il Napoli con il pressing alto, con l'inserimento di Osimhen, con l'inserimento delle mezzale, potrà dare grossi problemi a questa Roma. Ci vuole una gara di intensità alta, perché la Roma non è abituata a giocare a grande intensità. Se il Napoli giocherà con quelle intensità delle notti europee, tanto per fare un esempio, allora potrà mettere in grossa difficoltà la Roma. Se si giocherà invece sui ritmi un po' più compassati della Roma, il Napoli non è abituato e a quel punto i giallorossi potrebbero avere, non dico vita facile, ma sicuramente uno sviluppo di gioco più lineare alla filosofia di Mourinho. Andiamo in collegamento dove c'è Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, edizione Napoli. Buongiorno Ciro. Buongiorno a voi. Ciao Ciro. Ciro, speravo di farti scaturire un sorriso da questa presentazione. Che è successo? Tutto a posto? Sì, tutto ok. Ero distratto a pensare a mille cose. Cosa stavi pensando? Stavo innanzitutto pensando di andare a vedere se era uscito il report dell'allenamento. Quindi se lo fate voi. No, però io non riesco a sentire Ciro Troise, Manuele Bernardo. Puoi alzare un po' il volume della cassa? Il report.
Ok, c'è Bravo, c'è il Ciro. report. C'è il report che giustamente il nostro Ciro Troise andava a segnalarci. Lo vogliamo leggere assieme a questo punto? Che dici, No, Riccardo? Poi ancora non è uscito il report oppure... Aspetta, è no. uscito già, Ciro? No, chiedevo proprio se stavo andando a Ah, vedere no, se no, no, fosse... ancora Ah, non è ok, uscito, ancora ok. Siamo non in è attesa uscito. del report. Siamo in attesa del report. E allora Ci sono i convocati di Frustalupi per il mettiamo derby mettiamo con in la stand-by Salernitana. il discorso Anghissà, il discorso infortuni. Veniamo un attimino al calciomercato, anche perché ho visto che ne ha parlato sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Il rinnovo di Lobotka ha al suo interno anche una, diciamo, opzione a favore dello slovacco che potrebbe allungare il suo contratto ad uno stipendio leggermente inferiore rispetto insomma, a quello che poi andrebbe a percepire. In ogni caso, credo che tu possa confermare, ci siamo. Lobotka, lo slovacco, sta per firmare. Sì, c'è l'accordo di massimo è stato raggiunto da Amsterdam, 3 ore di incontro e ovviamente non è ancora tutto fatto, stanno procedendo ad alcuni dettagli, è un rinnovo abbastanza particolare, perché ci sono 2 milioni di bonus alla firma, anche perché la Botka non avrà più i benefici del decreto crescita e quindi può servire anche a diluire il viaggio durante tutto questo percorso, contratto fino al 2027 a 3 milioni a stagione, bonus compresi, e poi dell'ultima annata, se il Napoli dovesse dare l'opzione per il 2027-2028, si abbassa a 2 milioni e mezzo di euro, quindi un rinnovo particolare che tiene conto del fatto che lo porta, se dovesse arrivare in maglia azzurra in quel periodo avrà 34 anni, quindi potrebbe anche avere qualche momento di calma. Ecco Ciro, ovviamente il discorso rinnovi, da quanto poi ci risulta, sarà sicuramente ampliato durante quella che sarà poi la sosta mondiale, perché ormai il Napoli è in questo tour de force fino al 13 novembre, se non sbaglio, 14 novembre, quando ci sarà l'ultima partita per la sosta mondiale, poi si andrà ad intavolare ulteriori discussioni, si parla anche di Spalletti, Kvaratskhelia, insomma tanti aspetti per quanto concerne i rinnovi. Io resto sul campo perché prima stavamo analizzando anche la tipologia di partita che potrebbe aspettare gli azzurri all'Olimpico con la Roma, di certo gara complicata, Roma che non brilla diciamo così per gioco, ma i risultati li sta ottenendo, fatto sta che il Napoli sta volando, sta facendo benissimo, ma la Roma in campionato è comunque a -4 dagli azzurri. Ti chiedo se ti aspetti innanzitutto qualche sorpresa tra virgolette di formazione e come potrebbe essere in questo momento, visto la filosofia della Roma di Mourinho e quella del Napoli, che tipologia di partita potrebbe venirne fuori e quali potrebbero essere i punti cruciali secondo te? La Roma è una squadra che è compatta, ha la capacità con il gioco a Zaniolo di andare a strappare, di partire, quindi altrimenti deve affidarsi a far arrivare il pallone a Pellegrini, cercare di andare o in ampiezza con tanti esterni validi, Alesi, Spinazzola, Calcio, El Shaarawy ha giocato a sinistra nell'ultima partita e non sta funzionando bene Abra lo scorso anno, che è meno. È una squadra che ha perso un po' di qualità con il corpo di Bala, ha messo il suo zampino in tanti gol della Roma. Una grande fisicità, se la metti sui duelli aerei, sui contrasti. Si è frizzato No, attenzione, forse lo Quindi recuperiamo. Ok. fai fatica sotto questo aspetto. Credo che dipenderà la partita da alcune cose. La Roma fa condurre spesso il ritmo agli avversari. Cioè, la squadra di Mourinho è a suo agio nel far poi crea tanto, crea tantissimo. Squadre che a livello di percentuale realizzativa è tra le più basse, quando la Fiorentina, che secondo me è un problema è peggio, però crea ripartenza, crea controbattendo. Io raramente ho visto la Roma fare la partita, forse una in cui l'ha fatta di più l'Atalanta quando ha perso. Però quindi sarà una partita secondo me sotto questo aspetto che la Roma cerca di far fare al Napoli, stringere i reparti e cercare di partire nel modo più veloce possibile, magari con la palla dietro la linea per Abram, con tanti uomini che accompagnano
l'azione, il Napoli quindi dovrà fare molta più attenzione sulle coperture preventive rispetto a quanto accaduto sempre nel secondo tempo col Bologna, e poi cercare di trovare soluzioni, anche cambiarle spesso durante la gara per far male alla Roma, cercando poi di essere cinici stavolta, ad esempio non potresti mai sprecare quello che hai sprecato per Bologna. Potrebbe essere questo aspetto ad aver prodotto quel divario. Sì, Ciro, anche a me è arrivata la notifica del report, poi sono andato sul sito e non si è aperto. Io ce l'ho, vabbè. No, tu ce l'hai? Io ce Perché l'ho. a me no? Ma perché voi siete sempre raccomandati della situazione? Guarda, io vado sul touch, Io ce apro l'ho. e non ce l'ho. Vedi, sono Vabbè, vai. Simeone o Osimhen in foto. C'è Vediamo anche se si apre. anche una notizia interessante. Sì, effettivamente, te lo leggo io. Manuele, per favore, mandare tu e lo mostri, perché questo touch non apre il report del Napoli. Vado sul sito e non lo trovo. Giro ad Emanuele, aspetta. Facciamo un esposto, tutto live. ufficio stampa del Napoli, signore Nicola Lombardo e Guido Baldari, per favore, poi aiutate questo touch. In realtà la persona che prima Eccolo di tutte- qua, è aperto, Hai visto? fermi tutti. La fermi persona tutti. che prima di tutte a Napoli Chiedo riceve scusa. i report e È i Ciro tweet. Troisi. No, Claudio Russo fa anche prima di Ciro Troisi, è incredibile. C'è sempre quel delay di 10 secondi. I raccomandati, Claudio i è raccomandati, impressionante. i raccomandati. Eccola qua, O c'è il vediamo la profilo notizia. premium, non lo so. Boh. Rachmani ha fatto terapie e Anghissà ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Viene a confermare quanto ci diceva Riccardo Catapano. Grande prudenza per quanto riguarda il centrocampista camerunense. Ci aspettiamo che stia a riposo anche contro la Roma. Ciro, tu che ne pensi? No, io credo che l'obiettivo sia quello di recuperarlo per la Roma. Poi non ci riesce, proveranno fino alla fine, e il fatto che oggi, il primo allenamento della settimana, faccia già comunque un po' di lavoro in campo, anche se personalizzato, è un buon segnale, perché significa che il giocatore già sta cominciando a ritrovare il terreno di gioco. Poi è presto per capire se ce la faranno, c'è grande attenzione ai recuperi degli infortuni quest'anno, perché giocando ogni 3 giorni rischia di fare tante ricadute. Vedi quello che è accaduto a Berardi, per esempio. Basta vedere come si sta gestendo Politano, no? Difficile che faccia tutti i 90 minuti Politano dopo il problema alla caviglia. Ad Amsterdam è rimasto in panchina, domenica è uscito dall'intervallo, però a provarci ci proveranno, perché è un tipo di infortunio, un tipo di elongazione al muscolo semitendineo che credo possa, cioè non è, altre volte sai che non è neanche contemplato, questa volta la possibilità è contemplata. Vogliamo coinvolgere anche Ciro nella nostra diatriba. Vai, magari Elmas Ndombele. fa da paciere magari. Elmas Ndombele. No, Ciro secondo me scassa ancora di più. Allora, Ciro dicevamo... è il terzo polo in questo caso. Digliela tu, vagliela No, allora stavamo, Ciro, poco fa parlavamo di Elmas. Intanto hai detto, ma se Elmas non gioca neanche quando fa male, si fa male Anghissà. Io subito ho detto, guardate, non è il ruolo di Elmas, ma non è che gli possiamo far fare cose che già non sono nelle sue corde. Ho capito che è un jolly e tutto il resto appresso. Io ho detto che Elmas, se riesce a mentalizzarsi per qualità tecniche, la cosiddetto jolly eccetera eccetera, per me può diventare anche più forte di Ndombele e può essere anche più utile al Napoli di Ndombele. Non lo so, io vado subito tranchante. Da Elmas e Ndombele faccio giocare sempre Ndombele. In zona di campo, soprattutto considerando che senza anche Staper di forza per fisicità, il calcio di oggi è quello di Spalletti, ha fatto dei passi in avanti in tal senso, è forza fisica e qualità. Non dico quasi allo stesso livello, bisogna prenderne atto. Poi ovviamente quando i giocatori hanno tantissima qualità riesce a bilanciare, e in quella zona di campo già senza Anghissà perdi parecchio per questo aspetto. Ndombele è un giocatore che se prende ritmo ti può dare una grande mano, perché ti può fare l'elastico, ti può fare la mezzala box to box come gli inglesi, no? Elmas è un altro tipo di giocatore, Elmas è un giocatore da 30-40 metri che deve guardare la porta. Infatti anche nella Macedonia gioca o esterno sinistro d'attacco dietro la punta, è raro che lo vedi. Ovviamente ci fosse un Napoli Cremonese, per esempio, una squadra che mi viene in mente,
potrebbe starci di più il ragionamento, perché magari trovi squadre bloccate, Elmas uno contro uno, triangolazione veloce, da giocatore che ha il tempo di inserimento per buttarsi velocemente nello spazio, infatti è uno che i gol li fa sempre. Infatti, l'anno scorso giocando poco ne ha fatto già uno quest'anno con Lecce, ma da qui a Roma, in quel contesto, in mezz'ala, senza Anghissà, per me sarebbe un suicidio. No, io parlavo a caratteri generali, Roma ovviamente non lo farei giocare manco io, soprattutto in questo momento. Io dicevo, A caratteri generali, sinceramente, per me non me le è un giocatore che se trova continuità di impiego, ritmo, è difficile perché per esempio non giocava così tanto da 6 mesi, certo, da aprile, questo sì. sicuramente è uno che già oggi sta a un gol, un assist di rigore procurato. È uno che ti può fare nell'arco di un anno 7 gol, 7 assist, 4-5 rigori procurati. Se gioca con se sviluppa il ritmo giusto. Ma è più fisico o tecnico come calciatore, secondo te? Per me è più tecnico. Magari fosse più fisico perché avresti sofferto di meno, secondo me, col Bologna. Però là secondo me è un discorso di atteggiamento. Cioè, nel senso, per me il dinamismo ce l'ha. È come sì. se gli mancasse la lettura. Sì, bravo, gli manca la lettura, gli manca la propensione al rientro in fase di un possesso, il posizionamento, la capacità di capire dove è il pallone, e poi non ha i livelli di forza di Anghissà. No, vabbè, Però è uno che va a fare il body check, sempre l'avversario a termine. La forza ce l'ha, anche se va a contrasto. Poi secondo me la cosa principale è che oggi fare il centrocampista totale per 90 minuti fa ancora fatica. Tant'è vero che se vedete la partita col Bologna, la prima mezz'ora è un giocatore, dopo ne diventa un altro. Restiamo sempre sul discorso calciatori, Ciro. Binario, diciamo, duplice. Da un lato la notizia, da un lato il commento. La notizia è che il titolare in attacco lo fa Victor Osimhen. Per me è inevitabile. Si può, è quelle cose che tu puoi procrastinare quando vuoi uno con l'uso del titolare. È ineluttabile. Al di là quindi dell'avversario. Sì, secondo me sì. Poi ovviamente lui è uno che se gestito può ridurre gli infortuni muscolari, perché con quelle accelerazioni che fa è portato ad averlo. Puoi averlo in condizioni straripanti quando qualche volta su 20 l'abbiamo visto in queste 2 partite. Quindi lo puoi gestire, ma pensare che Osimhen possa partire 7-8 per 7-8 gare consecutive in panchina, io non ci credo. Credo che sarà il titolare del Napoli. Perdi qualcosa nello sviluppo del gioco, ma ne guadagni in fisicità, in accelerazioni, in presenza dentro l'area. Non è un caso che il Napoli, guardate anche il gol di Lozano, c'è lui dentro quella contesa lì. Questo valore, secondo me, penso anche alla partita di domenica, per esempio, dove prima o poi qualche volta il premio lo devi alzare. Sono Smalling, Mancini e Bagnez, a livello di contrasto, di impatto, di guardia aereo, sono forti veramente, è vero che la Roma è una delle squadre che si le pallone attive. Però quindi io faccio fatica a pensare che non ci sia Osimhen al primo minuto domenica contro la Roma, per esempio. Spadori è una soluzione che è importante a sinistra, ricordate che contro lo Spezia a sinistra, può essere in alcune partite aprirti il campo facendo il centravanti e poi buttando Osimhen, e poi secondo me sul lungo periodo un aspetto da migliorare è farli coesistere in quei momenti in cui il Napoli ha bisogno di aumentare la forza offensiva. Sinceramente nei 2 esperimenti di questa stagione non è andata bene, perché il primo tempo con Lecce è il peggiore assolutamente della stagione, e i 10 minuti di Cremona con Raspadori e Simeone sono stati i momenti in cui la Cremona si è tirata fuori fortunatamente per il Napoli, ma tirata, no? E infatti poi Spalletti fu costretto, tra virgolette, a mettere Zielinski al posto del futuro.
Ultima considerazione, stavolta sul calciomercato. Oltre a Lobotka, quali sono i rinnovi, diciamo così, addirittura d'arrivo? Beh, Rachmani se ne parla da un bel po', è abbastanza avviata come rinnovo. Poi Diciamo prima della sosta. C'è qualcuno che può arrivare prima della sosta? la botta avrà prima della sosta, gli altri non credo. Mm. Durante la sosta c'è da monitorare i dialoghi con Mario Giuseppe, Lorenzo, Mario Rui e Politano. Li abbiamo monitorati, Ciro, li abbiamo pure beccati venerdì sera a Piazza dei Martiri. Che per me durante la sosta possono in forme diverse approfondire tutti e tre, anche perché Di Lorenzo neanche più per me merita qualsiasi cosa lui abbia bisogno. Mario Rui e Politano hanno scadenza 2025 e Giuntoli disse in un'intervista che stavano monitorando quelli a scadenza 2024. E poi questi qui sono a breve raggio. Tutto chiaro. Grazie mille Ciro per essere stato oggi con noi. Un grande abbraccio. Ciao Ciro. Grazie a voi. Grazie a Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Riccardo, ce lo chiedono in tanti, anzi soprattutto ce lo chiede Daniela Pozzi, che è fan, ormai si è capito, e anche lei Catapano Fan Club. Ciao ragazzi di Calciamboli 24, per informazione chi ci sarà per Roma-Napoli? Risponde Raffaele Pio Balzano, provo ad indovinare, ci sarà Ciro Novellino per la live reaction, aspetta, però aggiunge, però qualche volta mi farebbe piacere pure vedere te Riccardo che fai la reaction. Te, nel senso, Te. io l'ho fatta, quest'anno ho percorso netto, tra l'altro. Però sì, ci sarà rullo di tamburi, Ciro Novellino. Quindi hai indovinato, hai indovinato Raffaele Pio Balzano. Ok. Manuel Bernardo. Io ero andato, però a Roma? A Roma ci sarà Manuel Guardasole invece, ovviamente in trasferta per noi a seguire tutto quello che succederà all'Olimpico, all'interno e all'esterno poi dell'impianto da gioco romano. Io invece sarò impegnato sul sito, perché ragazzi qua c'è chi è in TV ma c'è chi è sul sito, e quindi perché la partita va seguita a 360 Poi gradi. soprattutto se volete restare sempre aggiornati certo, quando non c'è la TV, signori, bisogna andare sul sito. Non potete vederlo, c'è 24. bisogno non potete vedere la partita, potete solo leggere, ma c'è la diretta, ci sono le parole, le interviste, insomma, trovate tutto ovunque, siamo ovunque. La risposta di Raffaele mi ha ucciso. Che succede? Capperi. Capperacci. Capperi. Capperacci. Lo so. Capperi nel senso buono o sbagliato? Perché non capisco. Nemmeno io, però mi ha non fatto troppo vicino, ridere. Capperi. Questo è il commento del nostro amico Raffaele Pio Balzano. Vedi? 100.000 iscritti. Il nostro Emanuele Bernardo ha deciso di flexare un po'. Fa vedere un po' come flexi? Guarda come flexa, eccolo là, 100.000 iscritti. Che cavolo vuol dire flexare innanzitutto? Cioè mostrare i muscoli, in gergo flexare. Flexare. E la cosa bella è che lui lo sapeva. Cioè io ho detto flexare e lui ha capito subito. E tu non lo sapevi. Com'è possibile? Niente di tutto questo io. Com'è possibile? È un linguaggio giovane. È un linguaggio giovane. Non fa per me. Che il nostro Emanuele Bernardo mi insegna quotidianamente. E ad ogni modo grazie signori per i 100.000 iscritti e grazie a voi chiaramente che noi troviamo l'entusiasmo, la forza di andare avanti. Vuoi fare un bel contributo Emanuele? Ti va? Un bel contributo musicato con immagini delle varie trasmissioni. Non farci bloccare il canale da 100.000 adesso con una musica senza copyright, in modo che non blocchiamo il canale, con tutte le immagini, capito, degli highlights, tu che flexi, gli inviati, così per festeggiare questo traguardo. Secondo me è bello. Che flex, che mostri muscoli. Parliamo come mangiamo. Vogliamo ritornare a parlare di calcio, allora facciamolo ritornando su quelle che sono le tematiche di Casa Napoli, della probabile formazione, vi abbiamo detto. Però c'era un nostro telespettatore che portava ad un cambio, diceva signori, ma visto che Mourinho gioca con la difesa a 3, ma sarà il caso di ritornare al centrocampo a 2? No. Questa mi ricordava una frase del nostro amico Carlo Albino. No. Assolutamente no. Ragazzi, ma perché dobbiamo muovere quello che sta andando così bene? È la Roma che si deve adeguare a noi. Anche noi ovviamente. Ma non è che perché giochi con la Roma devi tornare col centrocampo a 2, che in questo momento tra l'altro senza Anghissà fai pure fatica a farlo. Chi lo fa il centrocampo a 2? Ndombélé e Lobotka? Non mi convince
assolutamente. Con Anghissà ci puoi anche pensare, anche perché poi in fase di possesso diventa sempre a 2 il centrocampo, perché la mezzala a sinistra solitamente Zielinski si alza. Però partire così a 2 no, devi giocare assolutamente a 3 contro la Roma, che tra l'altro il centrocampo fa tanta densità, ha uomini comunque di gamba, quindi passare a 2 francamente sarebbe, mio modesto avviso, in questo momento altamente sconsigliato, ma Spalletti non credo neanche ci stia pensando. Tra l'altro è un aspetto questo che sarebbe controproducente anche per un discorso di continuità, signori. È stato un Napoli pensato per fare il centrocampo a 3, questo. Raspadori viene ad essere l'elemento di disturbo, però con un Lobotka del genere, se poi lo costringe a ritornare in un centrocampo a 2, inevitabilmente vai a penalizzarlo invece in quelle che sono le sue caratteristiche di playmaker. C'era una classifica che volevo andare a commentare sempre assieme a Riccardo Catapano, assieme anche a quelle che sono le mosse che sta studiando, pensate un po', Mourinho, secondo il Corriere dello Sport, per bloccare il Napoli. Primo discorso, classifica. Focus dedicato ai 50 allenatori più importanti in questo momento nel mondo. Secondo la Rosa, che ha ripreso la graduatoria poi chiaramente di 4-4-2, perché... il numero 1 resta Guardiola, sei d'accordo? Tecnico più importante del mondo. Non lo so. Angelotto. Ancelotti? Che magari a Napoli non ha fatto benissimo, però Non lo so. è sempiterno. Diciamo, ha una bacheca che... No, vabbè, forse Guardiola sì, lo metto davanti. Per gioco, per idee, per aggiornamenti calcistici, forse. per impatto. Sì, penso metto Guardiola. Metto ancora Guardiola, forse Klopp, Che per 4-4-2 è terzo. che io adoro tra l'altro. Per 4-4-2 è terzo. Conte è il quarto al mondo. No, assolutamente no. Conte è il quarto al mondo. Assolutamente Chi è il quarto no. secondo te? Non mi trova... Leggo un Pioli lì. Pioli quinto, secondo 4-4-2. No, i primi 3 sì, ci posso mettere Ancelotti, Klopp e Guardiola, non in quest'ordine. Conte, Pioli, quarto e quinto. Non lo so. Chi ci vai a mettere? Quelli della scuola tedesca, i vari Nagelsmann, Oddio. oppure non lo so, un Thomas Tuchel. Che è a spasso però. Cioè non so qui questa classifica Sì, cosa, sì, su sì. cosa si basa in questo, cioè su che cosa si Beh, sta diciamo basando. quelli in attività, che voglio dire, c'è differenza tra un Capello che non allena da anni. No, dico ma Eh, nel momento dei risultati che stanno portando, No, dell'influenza. Nagelsmann ce lo devo mettere per forza col Bayern. No, che fai? Non metti Nagelsmann? Cioè perché Conte sta avendo più rispetto a Nagelsmann? Non mi trova. Ma di chi è? Di 4-4-2? 4-4-2. Ah, ok, pensavo della Gazzetta, mi si spiegava. no, 4-4-2. Sì, poi ci sono pure le nazionali, Roberto Mancini, 18° posto, 23 Gasperini, 27 per Spalletti, Inzaghi 42, 46 Italiano, 49 Maurizio Sarri. Follia. Follia. Non la capisco, vabbè, non li conosco tutti gli allenatori. Questo Per il mondo e per la Roma. è frutto anche della comunicazione. È chiaro. Sì, ma ste Perché non classifiche puoi mettere lasciano davanti Italiano a Sarri. Queste classifiche Così come non puoi lasciano sempre il mettere tempo probabilmente che De trovano, Zerbi né tanto meno Gasperini. Follia. ma non lo so. Sotto Ma, ti nessun ripeto, punto di vista. lasciano il Impatto tempo che nel gioco trovano. del mondo del calcio. Trofei vinti. Se Gasperini è al numero 23, almeno Sarri deve essere il 22. Almeno. No, ma ripeto, lasciano sempre il tempo che trovano queste classifiche, no? Dove 10 giocatori più influenti di sempre, più forti di sempre. Ma come la fai a fare questa classifica? Cioè, quali sono? Cioè, tu mi devi spiegare, quando si fanno le classifiche, i confronti, ci devono essere dei termini di paragone, statistici, vittorie e roba varia. Perché altrimenti come la fai? A sensazione? No, mi sta più simpatico quello, no, mi piace più guardare quell'altro. Cioè, una classifica che non è veritiera. Se 4-4-2, che assolutamente, insomma, dal punto di vista della riconoscibilità internazionale, mi dicesse quali sono i criteri, se mi dici per vittorie, per impatto, per gioco, per appeal sul mercato e altro, allora si può fare una statistica. Se mi dici influenti, in questo momento quali sono gli allenatori più influenti,
Dico, che c'entra Conte, allora Spalletti dovrebbe essere in top 5 come allenatore influente. Guardiola resta sempre lì, Nagelsmann che fai? Non lo metti nei primi 5, è una follia, perché il Bayern comunque sta facendo qualcosa di straordinario. Insomma, la trovo abbastanza inutile, devo dire la verità, questa classifica, senza dei criteri di valutazione oggettivi. E allora andiamo di nuovo a tematiche di campo. Ti piacciono di più? Sì. Mourinho, secondo il Corriere dello Sport, sembra volersi affidare al 3-5-2, questo lo sapevamo già, una mossa per ingabbiare Sten Lobotka. In anteprima, la mossa del portoghese per andare a ingabbiare il centrocampista slovacco. Manco forse Emanuele Bernardo in cabina di regia. Che già lui ha la sua gabbietta. Che già si ingabbia da solo probabilmente. Davanti non ci sarà Belotti, ma Abraham e Zaniolo. Su questo. Ma tra Abraham e Osimhen? Lasciamo sta Abraham quest'anno. Le Riccardo Caravano, tra Abraham e Osimhen, chi è più forte? Al momento Victor. Sì. No, Speriamo che Abraham non si sveglia sta settimana, che comunque ok il fantacalcio, però fai dalla prossima, continua a fare quello che stai facendo benissimo, vale a dire non segnare. Qui c'è scritto Magic, ma credo che sia riferito a Matic. Magic Sì, Johnson. Magic Johnson. Magic Johnson. Magic Johnson davanti alla difesa della Roma. Là sì che è il regista. Vabbè, il regista davvero. Davanti alla difesa con Elati, Pellegrini e Cristante. Per imitare Lobotka, Mourinho sta pensando ad un pressing offensivo degli attaccanti sul regista di Spalletti con in seconda battuta Pellegrini. Vedremo se questa soluzione sortirà gli effetti sperati. José Mourinho, che al di là di tutto possiamo dire che non produce un grande gioco spettacolare, ma non è che di tattica non ne capisce. Assolutamente. Di tattica Mourinho ne sa a pacchi. E secondo il Corriere dello Sport non solo manda in marcatura, chiamiamo così, l'attaccante, ma poi c'è Pellegrini al raddoppio. Non credo, nel senso che ci Possibile sarà il giocatore perdere due uomini appunto, sul regista basso del ci Napoli. sarà il giocatore a schermare che sarà Pellegrini, questo sicuramente. Ma non puoi permetterti di far salire una mezzala e raddoppiare Lobotka, sarebbe una follia, perché il Napoli se supera il pressing è in porta. E poi se Mourinho lo fa, me lo auguro a questo punto. Però no, ci sarà il trequartista a schermare Lobotka, questo sì. Che poi qualche volta non sarà Pellegrini o sarà Cristante che si alza e Pellegrini si abbassa, questo di certo. Il raddoppio sistematico su Lobotka, secondo me è un azzardo di Mourinho. Poi se funziona, c'è anche l'arma a doppio taglio, cioè la recuperano loro la palla in mezzo sulla tre quarti del Napoli e possono essere molto pericolosi. Però il raddoppio, il Napoli è abile nel palleggiare, nell'uscire dal pressing, quindi secondo me no, ci sarà l'uomo a schermare fisso sul Lobotka sicuramente, il raddoppio lo vedo un po' più complicato. Signori, ci chiedete aggiornamenti sul tema scandalo, chiamiamolo così, l'avete definito così, insomma, per disabili. Non mi piace, insomma, questa dicitura. Sono andato a leggere il messaggio, io parlerei semplicemente scandalo Maradona, perché è l'impianto che non si è dimostrato fungibile rispetto a tutti i frequentatori, a tutti gli spettatori. Vi possiamo dire che il Napoli si è mosso, giusto Riccardo? Non diciamo ancora come. No, l'abbiamo detto, in settimana ci saranno degli aggiornamenti, è probabile che ci sarà una visita proprio a Castelvolturno, sto dicendo Castel di Sangro, Castelvolturno, e poi appena avremo aggiornamenti ovviamente vi li porteremo. Ci auguro che il Napoli insomma abbia capito l'errore, chiamiamolo malfunzionamento. Io non ne volevo parlare, non volevo parlare della visita a Castelvolturno, perché mi auguro che non sia un qualcosa di sporadico. Appunto, cioè non è che risolvi dando le magliettine. Quindi, esatto. Quindi mi auguro che arrivino degli interventi, delle insomma, prove fattive del fatto che certi episodi non accadano più. Perché poi se si deve risolvere così con la visita a Castelvolturno, per quanto poi si faccia la felicità di 1, di 2, di 10, ce ne saranno altre centinaia che chiaramente avranno sempre lo stesso problema, e questo non è assolutamente accettabile. Ti segnalo, a proposito invece della primavera, un video che sta girando. Cosa mi ero dimenticato di chiedere a Ciro? La primavera. Che sono arrivati pure i convocati. Sì. A proposito di primavera, sta segnalo. girando un video, lo segnalo anche alla redazione, tra l'altro, pubblicato dai colleghi di Sport Italia. Nell'ultimo Torino-Napoli di primavera,
L'allenatore del Torino, che non so chi sia in questo caso, si rivolge a Frustalupi, c'è tanto di video con audio, dicendogli stai a cuccia. Quindi squalifica in arrivo, cioè stai a cuccia. Stai a cuccia è grave. Magari stai a cuccia, Stai a cuccia sei è impazzito, sei fuori di testa. Stai a cuccia. Stai a cuccia è bella grave. Poi tra l'altro stava protestando per una rimessa laterale che era pure del Napoli, Frustalupi, ha detto è nostra, è fuori, è nostra, però si gira stai a cuccia. Oh, ma come ti permetti innanzitutto? Follia. E quindi dovrebbe arrivare, chissà se arriverà la squalifica, però insomma stai a cuccia, dai, ma che rispetto è, ma mamma mia, proprio beceri, veramente beceri. Cosa rischia? E non lo so, vediamo quello che succederà. Tra l'altro insomma anche chi è l'allenatore Della primavera del Torino. Primavera. Ti immagini un nostro amico che abbiamo fatto intervenire qui a Calcio Sì, Napoli ho 24 capito, Live. se è intervenuto e ha detto queste cose. Scurto. Giuseppe Scurto. Giuseppe. Può essere, lo sai che l'abbiamo sentito qualche volta in passato. È l'ex difensore, Scurto, giusto? Esatto. Può essere, l'abbiamo Magari sentito. l'abbiamo Perché sentito comunque qualche volta. ha avuto una carriera importante. Allenatore del Torino Primavera, tra l'altro, ex Roma, vedi Scurto. Lo chiamiamo? Non credo che risponda, però Mister complimenti Scurto, per il stai a cuccia. Mister ecco. Scurto, è vero che c'è l'adrenalina in questi momenti, però è chiaro anche che bisogna dare anche l'esempio. Noi non vogliamo pontificare, però questa sicuramente è una frase da stigmatizzare e che credo che lo stesso mister poi se ne renda conto in tempi Sì, però siamo più brevi stanchi anche possibili. di andarli a stigmatizzare dopo. Ci vuole un po' più di rispetto anche nel mentre. Meno foga agonistica, più cervello. Quindi basta poi ogni volta dopo le scuse. Tanto il danno l'hai fatto. Quindi cioè, meglio prevenire che curare. Quindi diamoci una calmata. Signori, ci prendiamo adesso invece un piccolo istante di pausa, 2 minuti, ritorniamo tra poco per l'ultimo segmento di Calcio Napoli 24 Live, restate con noi. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Un bicchiere d'acqua e siamo di nuovo in diretta con voi, Vincenzo Credendino, Riccardo Catapano, la regia di Emanuele Bernardo e l'ufficio stampa curato dal nostro Bruno Galvan fino alle 14. Però Riccardo, io qui ammetto che alzo le mani. Il messaggio di Tore Falanga lo leggi tu. Qual è? Non lo so, non lo capisco. Segmento di Calcio Napoli 24 è compreso tra i punti C ed N sul piano delle coordinate C N 24. Che cosa avrà voluto dire? Non lo so. Che cosa avrà voluto dire? Per me è arabo. Incomprensibile. Cioè i numeri sono arabi, lo sappiamo, però è più arabo del solito. I numeri io proprio... Dispiace Tore. Stiamo a parlare un po' di, non lo so, un po' di storia. Andiamo a parlare di Napoli, così vogliamo parlare del tennis, ecco che si sta... Magari no. Stanno andando avanti le figurelle? Anche ieri è stata... Che è successo? Ieri la partita, mi ricordo, tra Nardi e... non mi ricordo il tennista francese come si chiamava. Grenier? No. Musseno. Vabbè, non ricordo il nome del tennista francese. Grenier era con Fognini? Sì, è stata sospesa per umidità. Che senso? Il campo era scivoloso e quindi... si formava la condensa sul campo? Sì, 3 metri dal mare. Ci sta che si forma il po' della tutto condensa. aperto, quindi ci può stare. Però ennesima bella figurella abbiamo fatto, insomma, bene. Però, sono stati bravi. Hanno portato l'ATP a No, Napoli. le istituzioni sono state brave. Ma hai visto quando hanno tagliato il nastro, tutti quanti presenti, un grande successo per Napoli. Dove siete? Quale altro nastro state tagliando in giro per Napoli e provincia? Perché questo stiamo facendo, tagliare i nastri. Poi abbiamo strutture che cadono a pezzi, abbiamo fatto l'ennesima bella figurella. Dove siete? Nessuno parla? Cioè, quando c'è da fare gli splendidi, le istituzioni, siamo qua, tagliamo il nastro, eccetera. Poi quando c'è da metterci una pezza, sparite. Bravi, complimenti. E questo è ciò che ci meritiamo? Guarda Davide, veramente per me possiamo parlare più dei Pink Floyd che della frase scritta da Tore Falanga. Davvero, cioè non stiamo scherzando, almeno un paio di canzoni le conosco. Battuta geometrica, una battuta almeno un paio di canzoni le conosco. È colpa del comune che si crea l'umidità? Sì. O meglio, ho capito, o però meglio. è Alfredo amico mio. Però tu organizzatore. No, ma poi sa cosa non mi piace di questi giorni? Che c'è qualcuno che comunque dice ma ringraziate. Ma che abbiamo fatto sta figura? Ma quando ci torna l'ATP a Napoli? Esatto. Dicono però guarda che può capitare, ci sono degli errori, perché dobbiamo essere autolesionisti. Allora facciamo un applauso. Facciamo un applauso a chi ha fatto un campo sul lungomare, portando poi figuracce in giro per il mondo. Gli vogliamo fare questo applauso? No, ma non esiste proprio, dai. Non esiste. Dovevi giocare sabato, campo con le buche perché non hai coperto il campo dalla pioggia. Già questo. Lasciamo stare. Ti sposti a Pozzuoli hanno giocato, poi torni e parti in ritardo a Pozzuoli. Ieri giochi il match clou tra virgolette la sera, dopo 4 game è stato sospeso per umidità. Ragazzi miei, è colpa dell'umidità eccetera? No, è colpa delle istituzioni, che tu le devi prevedere queste cose se lo fai sul mare. Se fai sul mare c'è uno spicchio totalmente aperto dove rientra brezza marina, è ovvio, è normale che ci sia l'umidità, no? E diventa poi pericoloso il campo. Lorenzo Vendemiale, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo. Stai seguendo lo spettacolo dell'ATP di Napoli? Insomma, non particolarmente non è bene. Grande spettacolo. No. Non particolarmente bene. Ecco, vedi, è arrivato anche insomma dalle tue parti questo spettacolo. Ma io poi sono un appassionato di tennis, quindi. Pure noi. Infatti ci dispiace davvero tanto che non stia procedendo al meglio. Però speriamo che magari possa risolversi la situazione nel corso delle prossime settimane, come pare potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane anche delle svolte, una in particolare per quanto riguarda i diritti TV della Serie A. Leggevamo questa mattina che si va verso un accordo quinquennale ancora una volta con DAZN, ma che addirittura servirebbe l'intervento di Lotito dal punto di vista, diciamo così, politico, adesso che è diventato senatore della Repubblica, per sbloccare una situazione che ad oggi è un po' imbrigliata dall'attuale impianto normativo. Ma diciamo che secondo me è un po' prematuro dire si va verso un accordo, nel senso che secondo me adesso la Serie A non ha niente di concreto in mano, è un discorso che sta iniziando adesso
e che nelle migliori proprio delle ipotesi e delle aspettative degli amministratori della Serie A si dovrebbe concludere nella primavera prossima, cioè entro la fine di questo campionato, per avere tutto il campionato prossimo tranquillo di preparazione. In realtà, secondo me, anche questa è una prospettiva ottimistica e ci vorrà più tempo. Riguardo alle indiscrezioni di oggi, come un po' tutte le indiscrezioni di queste ultime settimane, è il classico momento in cui, siccome tutti gli scenari sono possibili, non c'è niente di vero e niente di falso, nel senso che nello specifico della, diciamo, di DAZN e di questo accordo in prospettiva, quello che c'è di vero secondo me è che sicuramente, ecco, alla Serie A piacerebbe avere la possibilità di stipulare dei contratti più lunghi, perché oggi i diritti TV si possono cedere per un massimo di 3 anni. Infatti siamo stati abituati, diciamo, a procedere sempre per trienni. Adesso diciamo, c'è il triennio di DAZN, quello prima era il triennio di Sky DAZN, della coppia che non era piaciuto a nessuno, e alla Serie A piacerebbe avere la possibilità di stipulare a contratti più lunghi, perché contratti più lunghi vuol dire mettere in piedi delle partnership più solide con appunto delle compagnie, e quindi magari anche avere accordi più vantaggiosi e più remunerativi. Questo è stato già fatto per l'estero, modificando la norma e prevedendo che per l'estero si possono stipulare contratti superiori ai 3 anni. Non è stato fatto per l'Italia, perché diciamo, la legge è ferma da questo punto di vista. La Melandri parla di accordi triennali per i diritti domestici, no? E quindi, diciamo, qualsiasi ipotesi di questo tipo passa da un intervento legislativo. Di qui il fatto che si sa che lo Tito è stato eletto, è uno che si muove tanto in Parlamento e magari potrà aiutare a favorire questa soluzione, però diciamo, secondo me siamo davvero in fase ancora embrionale, anche perché poi questo è un discorso lungo. La legge Melandri dei diritti TV è una legge che probabilmente avrebbe bisogno di una riforma strutturale, e una riforma strutturale sicuramente non si fa in tempo per il prossimo bando. Diverso è magari se si prova a infilare un emendamento per cui si strappa questa deroga, però insomma secondo me è uno dei tanti scenari che in questo momento si stanno valutando in Lega Serie A, ma non è possibile confermarne nessuno e nemmeno escluderne nessuno. Tutto questo, tra i vari scenari, Lorenzo, c'è anche lo zampino di De Laurentiis, che ovviamente su questo tema è sempre molto presente all'interno di quelle che poi sono le inevitabili anche spaccature che si vanno registrando in Lega. Si è parlato di Apple TV, si è parlato di Amazon, si è parlato anche di Paramount a questo punto. Ecco, se volessimo inquadrare quello che è la strada che De Laurentiis intende percorrere al momento, qual è? Ma sì, diciamo, è lo stesso discorso che vale per DAZN, è quello che dicevo prima, cioè in queste settimane in cui si sta preparando il terreno al prossimo bando, che ancora non è stato pubblicato. Il bando ovviamente cercherà di trovare i soldi, perché poi la verità è che la Serie A va da poco a chi li mette, l'importante è che arrivino, no? E quindi, siccome si sa che Sky è, diciamo, in una situazione un po' particolare, un po' è tornata in pista, però sicuramente non metterà più le cifre che ha messo in passato. DAZN sta facendo i conti con diciamo, l'abbandono del progetto da parte di team, e quindi pure un'incognita, diciamo, lì il mercato è abbastanza asfittico, e quindi c'è la speranza che possano entrare dei player nuovi, importanti, per rivitalizzare l'asta, e di qui i nomi. È chiaro che De Laurentiis sta sondando il terreno con Apple, che è un colosso, è chiaro che è un marchio enorme, che sta timidamente cominciando a rientrare nel mercato dei diritti TV, ed è chiaro che per la Serie A sarebbe molto importante se decidesse di farlo, se decidesse di fare un primo passo grosso con il nostro campionato. Però appunto siamo agli abboccamenti. Lo stesso vale per Paramount, no? Paramount è un partner della Serie A negli Stati Uniti, adesso ha aperto una filiale in Italia da poche settimane, e tanto è bastato a far dire
ecco, adesso Paramount prenderà i diritti della Serie A nel prossimo triennio. Tutto è possibile, però ricordiamoci anche che questi grandi player del mercato non fanno scelte avventate, e a me piace citare l'esempio di quello che successe lo scorso bando, quando tutti dicevano arriva Amazon, sarà il bando di Amazon, rivoluzione Amazon, e poi Amazon mise zero, non presentò nemmeno l'offerta perché ritenne che non faceva parte dei suoi piani in quel momento il campionato. Quindi diciamo siamo nella fase in cui si spera più che altro che questi grandi player possano interessarsi al nostro campionato, perché se non lo faranno saranno dolori. Una considerazione anche per quel che riguarda, come dire, la football politique, chiamiamola così. Se è vero come è vero che Lotito può costituire, diciamo, una svolta dopo questo suo ruolo, ad oggi il ruolo di De Laurentiis è sempre quello di, diciamo così, cane sciolto, o c'è diciamo, un'alleanza un po' più delineata? Diciamo che De Laurentiis sembra un po' cambiato il clima, sia in Lega Calcio che in Federcalcio, no? Nel senso che nelle ultime settimane, dopo gli scontri feroci di inizio 2022, stiamo assistendo a un clima generale di ricomposizione, no? De Laurentiis è comunque un po' più istituzionale, in fondo è stato lui a tirar fuori per primo il nome del presidente Casini, che poi è stato eletto, e adesso sta lavorando sul fronte dei diritti TV, la stessa Federcalcio che aveva fatto una guerra aperta allo Tito negli scorsi mesi, adesso ha fatto un po' marcia indietro sul famoso indice di liquidità. Quindi siamo in un momento in cui c'è una tregua prima della tempesta, mettiamola così, perché poi adesso vedrete che appunto quando si entrerà nel vivo delle discussioni sui diritti TV, discussione che poi è legata anche a quello dell'ingresso dei fondi di investimento nella Lega Calcio, perché le due cose vanno sempre di pari passo, e poi sempre in parallelo c'è anche la partita della riforma dei campionati che la FIGC vuole varare. Vedremo che nelle prossime settimane barra mesi, cioè da inizio dicembre in poi, secondo me si tornerà a litigare anche in Lega Calcio e a riformare i vari schieramenti, e lì capiremo poi che posizione adotta De Laurentiis, che in passato è stato spesso un cane sciolto, a volte è andato tutto sommato in parallelo alle battaglie di Lotito. Adesso sembra aver trovato una certa sintonia con la Federcalcio, in fondo Gravina gli ha anche tolto il divieto di multiproprietà, diciamo, nel senso che gli ha permesso di tenersi Bari e Napoli in categorie diverse fino al 2027, rinunciando al proposito di vendita immediata. Quindi diciamo questo clima attuale di pacificazione vedremo quanto durerà. Ultima considerazione, c'entra poco col Napoli, Lorenzo, ma davvero la Sampdoria rischia il tracollo a stagione in corso? E quali conseguenze può avere poi? Guarda, su questo onestamente non so quale sia la situazione specifica dei conti della Sampdoria. Tracollo a stagione in corso, per quelle che sono le norme, non dovrebbe essere possibile, nel senso che io credo che le norme attuali, salvo che la situazione poi precipiti, però diciamo la situazione in casa Sampdoria è già precipitata, nel senso che la proprietà è già venuta meno, c'è già un trustee, quindi io mi auguro, voglio sperare, e in fondo lo penso, che comunque la Sampdoria abbia le risorse necessarie per arrivare a fine campionato. Dopodiché parliamo di una squadra che da 1 anno e mezzo è senza proprietà, è affidata a un trustee con il proprietario che invece ha dei guai giudiziari enormi, e forse dovremmo, al di là di come finirà poi la situazione specifica della Sampdoria, dovremmo riflettere un po' su questo. Cioè, a mio modo di vedere, non dovrebbe essere possibile che una squadra senza una vera proprietà possa iscriversi al campionato. È su questo che dovremmo riflettere. Poi io spero che la Sampdoria sia in grado di arrivare a fine stagione, perché comunque ci sono un po' di soldi in cassa, ci sono i soldi di diritti TV, c'è comunque un mercato a gennaio dove, se una squadra è davvero in difficoltà, può anche fare delle cessioni da cui ricavare i proventi per arrivare alla fine dell'anno. Quindi
Mi auguro che la regolarità del torneo non sia in discussione. La Sampdoria l'anno prossimo sicuramente dovrà trovare in estate un nuovo proprietario, altrimenti rischia poi di non iscriversi. Dovremmo però tutti un po' riflettere sul fatto che probabilmente questo sarebbe già dovuto succedere, cioè se una squadra non ha un proprietario non deve poter iscriversi, cioè perché poi ci ritroviamo ad affrontare queste discussioni. Tutto chiaro. Grazie mille Lorenzo per essere stato oggi con noi, un abbraccio e buon lavoro. Ancora complimenti. Grazie a voi. Grazie. A Lorenzo Vendemiale del Fatto Quotidiano. Alessio Ricciardi, quanto scommettiamo che il fatto della villa di Teo non lo dirà nessuno? Su Calciopoli 24 c'è già da un paio d'ore. Basta fare le vittime, ragazzi. Basta, non facciamo più le vittime. Quanto Poi scommettiamo, si i legge napoletani. Cioè, si iscrive. Se tu lo sai vuol dire che l'hai letto. Ma non è che devi uscire da tutte le altre cose. Se lo sai vuol dire che sei venuto a conoscenza. Che sia Calcio Napoli 24 o altro, ma lo sai. Quindi smettiamola di fare le vittime, perché poi il napoletano passa sempre per la vittima e non è assolutamente bello. Immobile rientra nel 2023. Sì. Sempre per parlare di altre squadre, e questa sarà una brutta mazzata per i fantallenatori. Chi ce l'ha il nostro fantacalcio? Dino Viola. Dino Viola. Dino Viola. Dino Viola. Che devo fare? Non poteva andare sempre bene. Ma è il mio prossimo avversario, parliamo di altro, dai, su, per piacere. Già ho avuto la mia trambata contro Emanuele. Però Immobile è top attaccante del campionato Sì, italiano, ho cioè capito, ci sta, poi ti trovi tu sei un po' destro di scaramantico. turno che ne fa 30, che lasciamo stare sul fantacalcio. Dispiace per Ciro Immobile. e per Nessuno Sarri. meglio di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ne possiamo parlare senza Sì, avere... di ok, Kvara, perché comunque ma Calcio Napoli dobbiamo parlare. Comunque Calcio Napoli 24, possiamo quindi lo non possiamo parlare, fare, lo possiamo fare. Nessuno meglio di Kvaratskhelia, dice, in Italia fa la differenza. Chi vincerà lo scudetto? A proposito di scaramanzia, vediamo se Ciro Ferrara si è lanciato oppure no. Su Kim In-jae ha detto, ha fatto vedere cose molto interessanti. Nessuno meglio di Kvaratskhelia. Vediamo per quanto riguarda lo scudetto, ha detto non so se vince quella più bella o quella più forte, vincerà la squadra che durerà per questi 8 mesi. Per ciò che ci sta facendo vedere, ed in virtù del fatto che sia arrivato attraverso tanto scetticismo, il suo inserimento è stato rapidissimo. Ovviamente Ferrara adesso parla di Kvicha Kvaratskhelia, sta facendo vedere un calcio che in Italia fa la differenza, con questa qualità e tante soluzioni. Oggi trovare giocatori con queste caratteristiche è difficile, sta facendo un grandissimo campionato, gli vanno fatti i complimenti. E se l'ha detto non soltanto Ciro Ferrara, ma anche lo stesso Sabatini, addirittura ha detto questa mattina al Corriere dello Sport, Sì. io invidio a Giuntoli il colpo Kvaratskhelia, quasi a dire un colpo del genere io non l'ho mai fatto. E forse erano anni che nessuno faceva un colpo del genere in Italia. Per cifre, per impatto, per tutto quello che insomma è legato al colpo Kvaratskhelia. Riccardo Catapano, vuoi la parola? Il nostro Emanuele Bernardo ti inquadra pure, se tu No, chiedi. no, non era che sei No, qual è? Che è successo? Che è Ho successo? visto la TV nero, lì ho detto cavolo siamo a nero. E invece? Era semplicemente spenta la televisione. Emanuele Bernardo ha spento il nostro Mi ha monitor fatto- di riferimento. Mi ha fatto lo scherzo, vedi, mi ha fatto lo E scherzo. ormai siamo vicini ad Halloween, giustamente. Risparmiare, dici tu, bravo, c'hai ragione. Stiamo vicini ad Halloween, ti ha fatto lo scherzetto. Mi ha fatto lo scherzetto. Qual era il discorso? Parlavamo dell'impatto di Kvicha Kvaratskhelia, addirittura Dell'impatto. Sabatini ha detto è un colpo che invidio a Sono i Giuntoli. colpi che piacciono a Sabatini quelli. Sono i colpi che piacciono a De Laurentiis. Sì, a Sabatini. No, Sabatini è diventato famoso anche e soprattutto per questi colpi, giocatori semisconosciuti e poi sono esplosi, vedi Dybala, vedi tantissimi altri Pastore. Pastore, vedi tantissimi altri giocatori. Quindi sì, sarebbe stato un colpo alla Sabatini effettivamente. E ho letto prima dell'intervista stamattina aveva rilasciato anche alcune dichiarazioni, se non sbaglio, a Sky Sport, dove anche lui insomma lì inquadrato video dice porca miseria, mi sto mangiando le mani praticamente per non aver preso Kvaratskhelia, un colpo che mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo e che in realtà non sono riuscito a fare, quindi sì, ragazzi, ma 10 milioni un giocatore del genere è un colpo stratosferico, di che vogliamo parlare e commentare? Tu mi fai vedere, ecco, esattamente. Sì, ci Non lo sta, possiamo leggere questo messaggio, No, però devo dire la per- verità, sì, mi ha fatto molto ridere. Abbiamo 2 minuti, Riccardo, Sì. però la questione è molto importante, quindi dovrei essere vada. molto sintetico. Sì. Cristiano Giuntoli Mhm. alla Juve, Sì, non ci va. T'ho smontato, no, che non ho mai convinto. Lui non ci va. E lui, io mi affido alle parole di Giuntoli. Ho contratto lungo a Napoli, sto bene, sono riconoscente dei Laurentiis. Stop.
Però ti posso In dire, questo momento non come ci prova. notizia, che la Juve non è che ci ha solo pensato. No, la Juve ci prova. La Ma Juve la Juve in ci questo prova. momento c'ha i suoi problemi, però la Juventus. Appunto. E quindi- pensa che giunto lì li possa far risolvere. Ma i problemi della Juve non si risolvono venendo a rompere le scatole al Napoli o a prendere i giocatori dal Napoli. La Juventus, secondo me, deve cambiare qualcosa dal punto di vista gerarchico, te la butto così, non solo dal punto di vista... A parte sì, Giuntoli potrebbe risolvere i problemi della Juve perché la Juve non ha chi si occupa di calcio, Esatto, cioè arriva bene che è l'uomo dei conti, però che è quello che prende di più. Però il DS con tutto dov'è? il rispetto per arriva bene. arriva bene, non è che è un manager, non è un Sì. conoscitore di calcio. Sì, è un manager, ma non è che ha fatto benissimo alla Ferrari, adesso non è che sta facendo benissimo alla Juventus, anche arriva bene. Magari viene ecco, pagato fa quadrare i per quel conti, però serve qualcuno poi che ne sa Ma della la materia. Juventus ha fatto una cavolata, per non dire altro, gigantesca a perdere Marotta. Dai, no, inutile nasconderlo per sentire Paratici, per sentire Nedved, per sentire Agnelli e compagnia cantante. L'unico che all'epoca ha detto: ragazzi, Cristiano Ronaldo, stiamo facendo una cagata di nuovo gigantesca, fu Marotta. Guarda, chi ha avuto ragione. Becca Marotta. Ultimo colpo del genere Giuntoli nel non è passato. Giuntoli non è quel tipo però di dirigente, di direttore. Serve un direttore generale. Giuntoli non è un direttore generale. Giuntoli- Però è un DS. Sì, ma è area sportiva. È area sportiva la Juventus. allora serve Sì. l'area sportiva. No, invece no. Alla Juventus non serve area sportiva in questo E chi momento. Tu devi prima risolvere il problema di direzione generale, che è lì che sbaglia la Juventus. Ah, dici tu cacceresti pure arriva bene quindi? Assolutamente sì. No, io invece metterei arriva No, bene no, e Giuntoli no, no. assieme. No. Uno Per che me fa i anche Arriva conti. bene sta facendo serve aria nuova alla Juventus. Basta con sta gente che viene spostata con una pallina pazza. Devi prendere gente nuova, ma ti serve innanzitutto gente nell'area generale che capisca di calcio. Ti Quindi va un bene, nuovo di calcio. Marotta. Quello ti serve. Ha trovato. Lo so, il problema ce l'avevi. È stato fesso tu che l'hai lasciato andare. Ultima domanda, ultimo colpo del genere nel passato. Voglio vedere fino a dove arrivi. Qual è l'ultimo colpo del Alla genere? Kvaratskhelia. Se dovessi guardare al campionato italiano, Nel Napoli o il campionato italiano Campionato in generale? Il campionato italiano in generale ce ne sono stati diversi. E non ricordo Lautaro quanto è stato pagato, però non molto. In casa Napoli, non mi distraete tutti e due, che sto pensando. vai. Io ne ho due e sono tutti e due del Milan. Sì, Leao ci sta, però già pagato No, un pochino pagato più. tanto. Già oddio, tanto, per quello che vale adesso. Cavani idem, Cavani pagato tanto. Pagato, no, tanto 16 milioni, sono pochi, là si a E 10. io ti dico a quelle cifre là. A 10 milioni, quindi non più di 10 milioni. Chi c'è? C'è mezza Udinese probabilmente. E vabbè, però non ha avuto l'impatto di Kvara. No, Sanchez. Nemmeno no, Sanchez. Sanchez, no. Non ha avuto l'impatto di Kvara. Lautaro non mi ricordo quanto è stato pagato di più. Alexandre. Poi si è perso. Sì, Poi si è però- perso. Però abbiamo detto gli ultimi 10 anni. No, ho detto in generale, ultimamente, non era no, riferito. io non sono andato così dietro. Perciò ho detto fammi vedere fino a dove arrivi nel ok. passato. No, non ero andato, ero più sugli Pato si è ultimi, perso, sì, però come impatto devastante, con l'esordio, mi sembra 5 gol in 7 partite. sempre a noi, Sempre, tu l'hai affossato. No, Se- la dico sempre al Napoli, perché è chiaro. Napoli ormai... Se poi vogliamo andare- I primi gol sono contro il Napoli. Se su poi vogliamo questo. andare a qualcuno che poi è diventato pallone d'oro, e c'è Kakà con quelle Sì, cifre. vabbè, sì, là dietro non Kakà ci con arrivavo, quelle però. cifre e che Da chiaramente dietro non poi ci ha sono arrivato. No, pensavo a qualcuno un po' più moderno, pensavo allo stesso Dybala che fu pagato pochi. forse Po- Dybala, poco però di come soldi. impatto non è stato lo stesso di Kvara. No, forse ci ha messo qualcosa in più. Sì, Dybala. qualcosina in più. Qualcosina in più. C'è qualche nuovo Kvara, qualche nuovo Dybala nel torneo che stiamo per mostrare, Emanuele e Bernardo? Si spera, vediamo, in realtà non sono neanche giovanissimi i calciatori, però sono immagini che vi mostriamo qui su CN24 TV e vi posso dire che è un torneo al quale possiamo dire che parteciperà anche Calciopoli 24. La diamo come ufficialità oppure no? Non è un'ufficialità. Non è un'ufficialità, però potreste vedere, c'è la possibilità di vedere Emanuele e Bernardo sul terreno da gioco in questo torneo. E poi chiaramente, Ma si insomma... paga? Ah? Si paga?
Si paga? E per vedere Emanuele Bernardo, dico. Sì, sicuramente. Ah, ok. Sicuramente si paga. Io volevo sapere se poi pagavano anche noi per partecipare a questo No, torneo. sei figo. Non credo. No, quello. Non credo che ci paghino. Non credo che ci paghino. A proposito, ho convocato Alessandro Marrazzo, lo convochiamo, no? Certo, Lo certo. convochiamo. La squadra di Calciopoli 24 deve avere Alessandro Marrazzo, sicuramente dirà di sì. Capitan Marrazzo. Sicuramente dirà di sì. E allora a questo punto, rapidi ringraziamenti. Assolutamente, anche ad Alessandro Marrazzo, perché più tardi c'è il filo diretto, a partire dalle 16. A partire no? dalle Alessandro 16, Marrazzo, a grazie Bruno Galvan, all'ufficio stampa. a quello scafesso di Emanuele Bernardo in cabina di regia, che adoriamo sempre di più, anche se ci fa penare. E grazie a Riccardo tutti, Calapa. grazie a voi, soprattutto 100.000 su YouTube, ragazzi, però continuiamo a crescere sempre di più, grazie a tutti voi e grazie a Vincenzo Credini. Un saluto a voi, mi unisco ai ringraziamenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, gli highlights e poi chiaramente alle 16 il filo diretto.